Evviva le donne, ieri la giornata delle donne, poi oggi si cala il sipario, è fino all'8 marzo del 2027, chissà se qualcuno si ricorderà di questa data. Avete sentito i dati, i posti di lavoro, quanti ne mancano, poche donne, stipendi completamente diversi e donne soprattutto che stanno cercando anche in questo momento, con queste guerre terribili, di questi dissennati che non so cosa cerchino, che perdono i loro figli in maniera tragica. Pensate, ragazzi di 18-20 anni che non tornano più a casa e loro non sanno neppure dove sono. E questo viaggio di mamma Teresa è il viaggio di molte mamme che anche in questo momento, pensate, stanno cercando i loro figli. Perciò un libro attualissimo e io ogni mattina prima di presentare gli ospiti leggo una paginetta. Mosso a compassione, fu così gentile che andò a chiedere informazioni dentro l'ospedale e addirittura a cercare mio figlio. A un certo punto vidi apparire Anadage in cima alla gradinata dell'entrata dell'ospedale. Scendeva le scale di corsa. Io non ci ho pensato 2 volte, non ho nemmeno aspettato il permesso del piantone e ci siamo corsi incontro, abbracciandoci a metà del viale. Quanta gioia poterlo rivedere e stringere dopo lunghissimi mesi di angoscia. Ci abbracciammo a lungo senza parlare e, passata l'emozione, mi disse quello che gli era successo e il motivo del suo ritorno in Italia. Mi raccontò che in Grecia molti suoi compagni hanno stati feriti o uccisi nei combattimenti, mentre lui era in luoghi più riparati a svolgere il suo incarico, ma questo lavoro si è rivelato più difficile del previsto. Aveva perso molta vista e la paura e l'angoscia lo avevano debilitato anche fisicamente. Il comando aveva deciso per un ricovero in un ospedale in Grecia per qualche tempo e poi, visto che la situazione non migliorava, lo avevano trasferito in questo ospedale militare a Cervia, in attesa che si riprendesse perfettamente. Ecco un'altra paginetta, qui c'è l'abbraccio in acquarello di questa donna, di questa mamma che abbraccia il figlio. È bellissimo questo libro, più lo leggo, non so voi a casa, ma più mi emoziona, proprio bello, bello, pensate questa mamma, guarda, e quante mamme. Allora presento subito i graditissimi ospiti, abbiamo Flavia Petrin, Presidente Nazionale AIDO, grazie Presidente di essere qui, è un piacere rivederti, ci diamo del tu con Flavia, tanti anni che ci conosciamo. Flavia è stata sempre molto vicina anche alle iniziative dei Veneti, di Villa Margherita, e dove eravamo lei era presente, perciò ringrazio veramente Flavia Petrin. E ringrazio anche Leonio Milan, sindaco di Mansuè, grazie sindaco di essere qui. Anche lui con tante cose da raccontare, questi sindaci che hanno una patata bollente in mano, sono quelli meno pagati e con più problemi, però così funziona. Allora partirei proprio da Flavia Petrin. Presidente, quante donne anche Flavia Petrin avrà conosciuto, quante mamme, quante famiglie, un momento molto delicato, la donazione. Com'è la situazione Flavia Petrin? Allora, intanto grazie Mirella per questa opportunità, scusatemi per la voce ma purtroppo i frutti di stagione ci sono ancora. Allora devo dire che in Italia la situazione sta andando molto bene, anche il 2025 è un anno positivo e il Veneto nel 2025 si è dimostrato la prima regione per numero di donazioni per milione di popolazione, per cui dobbiamo essere orgogliosi noi veneti di essere cittadini di questa bellissima regione. Abbiamo avuto purtroppo una notizia negativa a metà febbraio, il caso di Domenico. Ecco, noi abbracciamo quella mamma perché nessuno di noi vorrebbe mai dover vivere una cosa così tragica. Però ecco, come AIDO ci siamo posti il problema di dire ma a fronte di un caso che non è andato a buon fine, dobbiamo ricordare che in Italia ogni anno si fanno 4.500 trapianti, 4.500 persone che tornano a vivere, 4.500 famiglie che tornano a gioire, ma anche un bene per tutta la società, perché una persona trapiantata nel più dell'80% dei casi può rientrare nel mondo lavorativo o nel mondo della scuola a seconda dell'età, però ecco, torna a essere di nuovo una persona, voglio dire, in grado di poter svolgere le sue attività.
e anche un malato in lista d'attesa, specialmente se è in lista d'attesa per trapianto di rene, costa molto, molto, molto di più alla società, al Servizio Sanitario Nazionale, che non una persona trapiantata. Per cui ecco l'appello che io ho fatto nei giorni successivi al caso di Domenico, ripeto, abbracciandomi a quella famiglia, ma è quello di dire, continuiamo a dire di sì alla donazione, perché noi vogliamo che tutte le persone che sono in lista d'attesa possano avere il diritto di avere questo dono speciale, questo organo che gli permetterà una nuova vita. E guardate che questa cosa non è una cosa che riguarda gli altri, è una cosa che può riguardare anche noi stessi, per cui se avremo dato un contributo positivo cercando di trovare tante persone che dicono di sì, allora forse un giorno arriveremo che tutte le persone in lista d'attesa possono avere questo diritto. Oggi purtroppo non è così, oggi ci sono persone che muoiono in lista d'attesa perché purtroppo non hanno più tempo a disposizione per aspettare. Però ecco, è un problema che deve riguardare tutti noi. Grazie, allora facciamo respirare la Presidente Flavia Petrin. Allora Sindaco Leonio Milan, cosa dice a questa donna, a questa Presidente che sta cercando poi in tutte le maniere di cercare di aumentare questa donazione così importante? Ecco, io sono convinta che anche voi sindaci avete un ruolo importante, primo perché siete responsabili della salute dei cittadini, ma secondo perché è un punto di riferimento per i cittadini, il sindaco, il comune, forse coinvolgere ancora di più i giovani, perché i dati che abbiamo, ha fatto bene a spiegare Flavia Petrin, però come donazioni in vari settori non è che siano veramente così buoni, ottimi. L'Avis ad esempio in forte crisi. Ecco, il coinvolgimento tramite il vostro veramente supporto anche a questi presidenti, queste associazioni così importanti. Prego Sindaco. Allora, buongiorno e saluto con immenso piacere Flavia Petrin, la quale la invito ufficialmente a farci visita nel nostro comune, dove che ogni anno facciamo la festa Aido Avis. Proprio la settimana scorsa c'è stato a Mansuè, c'è stato la nomina del nuovo presidente che si tiene ogni 3 anni mi pare, e purtroppo chiedo ancora scusa, ero invitato ma a causa di molteplici impegni non sono potuto andare. Io vado ogni anno. Tengo anche presente con il cuore in mano che tutto quello che ci chiede l'Avis Aido non fanno neanche tempo a chiederlo, che è già fatto. Ultimamente il presidente dell'Avis assieme a quello dell'Aido ci fanno una richiesta per avere le zanzariere alle finestre. Dobbiamo portarlo in giunta. Appena arrivati in giunta, tutti uniti, sì, all'Avis e Aido per quello che fanno verso tutti di noi, che ringrazio ancora. Noi siamo sempre disponibili. Tengo ancora a precisare che per quanto riguarda i giovani, noi stiamo facendo, si dice una reclame. Non manca occasione in qualche festa, quando che prendo la parola io o qualche mio assessore, perché io non ci posso andare, diciamo ai ragazzi: donate i vostri organi, andate a donare il sangue. Lo sono a conoscenza, perché il presidente dell'Avis me lo ha detto, che siamo un po' in calo con le donazioni, ma spero che con tutta questa reclame, dico reclame per dire pubblicità, questo problema venga risolto. Per quanto riguarda il resto, noi siamo in mano anche della politica, e la politica è che deve avere questa sensibilità di ridurre
i tempi di aspetto. Ma anch'io ho sentito dire, molte persone sono venute da me a chiedermi: Sindaco, perché devo aspettare 5-6 mesi per una visita? E dico io, anch'io stesso più di una volta ho chiamato il numero verde, se è possibile. Dice: Sindaco, mi dispiace, abbiamo una lista d'attesa enorme e purtroppo dobbiamo aspettare. Faccio un piccolo riferimento anche all'8 maggio. Io tutte le domeniche ai miei concittadini auguro buona domenica, e ieri ci ho inserito anche la festa 8 del marzo? 8 marzo, no 8 maggio, 8 marzo, grazie. No, perché grazie. pensavo che fosse un'altra roba, Sindaco. No, grazie. 8 marzo. Ha perfettamente ragione. E ho detto 8 maggio, non marzo, mi scusi, questo maggio. Per me si è innamorato l'8 maggio il sindaco. Sì, facile. No. Facile. Volevo dire che ho aggiunto all'8 marzo, le donne vanno rispettate non solo l'8 maggio, ma ogni marzo, questo maggio, che entra. 8 marzo, ma ogni giorno di questa vita. Bravo. Tutti i giorni. 365 giorni all'anno. 365 giorni, anche quello bisestile. Ecco, anche quello bisestile. Allora, sentiamo invece la Presidente Flavia Petrin come commenta queste parole. Penso che facciano piacere a Flavia Petrin, ma soprattutto l'impegno che questo sindaco cercano di mettere anche per far capire l'importanza del dono. Prego, Presidente. Microfono. Ringrazio il sindaco di Mansuè per la disponibilità verso le due associazioni che insieme parlano di dono. Oggi come oggi le amministrazioni sono molto importanti, perché se collaboriamo insieme anche il messaggio di Aido passa in maniera più importante, perché ecco, avere vicino l'amministrazione comunale sicuramente è un vantaggio. Vorrei cogliere l'occasione per spiegare un attimo la scelta in comune. Oggi quando si va a rinnovare la carta d'identità, l'operatore del comune chiede alla persona che sta rinnovando la carta d'identità se è favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem. Nella nostra regione, rispetto al dato nazionale, sicuramente i dati non sono male, però abbiamo un 30% quasi di persone che dicono di no. Accanto a queste, di quelli che si esprimono, accanto a queste ci sono il 40% di persone che non si esprimono. Ecco, allora sicuramente è una scelta importante, è una scelta che deve essere fatta solamente dopo aver raccolto le informazioni utili per fare una scelta consapevole. E io vorrei dire ai cittadini, a quelli che non si sono espressi, ma anche quelli che hanno espresso un no perché non avevano le informazioni utili per poter fare una scelta consapevole, quello di poter esprimere la loro volontà in un secondo momento. Si può cambiare idea in qualunque momento. Certo, non si può aspettare però i prossimi 10 anni per il prossimo rinnovo della carta d'identità. Aido è a vostra disposizione, è aperto 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, con il classico atto olografo, ma anche con la modalità digitale, con lo SPID, la CIE o la firma digitale certificata. Pensate che con lo SPID ci vogliono veramente solo 20 secondi. Per cui informatevi e poi fate una scelta consapevole. Abbiamo Livio da Padova, se non mi cade la linea. Franca, poi continuiamo naturalmente. Vai Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti e faccio i miei complimenti alla signora dell'Aido, perché è una bella donna, una bella signora, ha degli occhi proprio dolci. Anche brava. Volevo dire, ieri era la giornata delle donne e sto leggendo un libro di Tina Merlin sulla pelle viva, che parla del genocidio del Vajont.
Quella era una donna che ha avuto un coraggio di dire la verità fino all'ultimo in questo genocidio dei poveri. Ecco, questo è un esempio di certe donne, anche di tantissime donne, del coraggio che hanno avuto per denunciare questa infamia che purtroppo speriamo non si ripeta più. Vi saluto. Grazie caro Livio, allora andiamo a vedere questo video che ha portato Flavia Petrin, video Aido. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani. Un senso è dire sì oggi per salvare una vita domani. Un senso è la vita che ricomincia. Aido, il sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Allora Sindaco, l'importanza anche di capire cosa c'è nel territorio, queste donazioni, l'importanza, come dice giustamente fa lei, di cercare anche di mettere la famosa goccia nell'oceano, perché non bisogna parlare, bisogna agire per far capire, e soprattutto i giovani, ecco, come coinvolgere sempre di più i giovani. Però io penso, Sindaco, che sarebbe utile andare anche nelle RSA a parlare con questi diversamente giovani, perché io mi trovo a volte che non tutti hanno l'Alzheimer o hanno problemi, sono persone anche in salute, però quando io chiedo ma tu sai, sì ma tanto si arrangiano i fioi perché è Geori che decide. Allora forse è vero questo, però sarebbe anche vero, visto che ormai i centenari sono tantissimi, specialmente le centenarie, anche con dei interventi incredibili, io ho delle eccellenze dal cuore al fegato, fanno degli interventi incredibili, poco tempo fa sarebbe stato impensabile, dicono. Ecco, cosa vuole dire? Coinvolgere ancora di più queste persone, perché sono vive ancora, cioè hanno voglia anche di dire quello che pensano, quello che provano. Sì, sono perfettamente d'accordo con lei. Io, per esempio, ho nella mia squadra ho un ragazzo che lei conosce, il mio assessore di 20 anni. Che ha avuto ospiti anche. Che avete avuto ospite, ma lui, a differenza di altri, se lo sente proprio dentro, sta facendo un lavoro verso i giovani eccezionali. Vero è che l'altra sera sono stato invitato a una cena di amici di Mansoe. A fianco a me c'era un ragazzo di 22 anni. Mi ha detto: ciao sindaco, ciao dico io. Oggi per me, dice lui, è un onore di essere vicino a lei. No, dico, è il mio onore essere vicino a te. E mi ha espresso il desiderio anche lui di entrare nell'esempio del mio. Ecco, questo anche quando uno va in un posto deve sempre dire: signori, per sapere della pubblica amministrazione come che funziona, venite dentro, così vi rendete conto quello che c'è da fare. Poi sono perfettamente d'accordo con lei di andare nelle RSA. Io quando che entro per motivi di servizio, per motivi vedo questi poveri anziani, le giuro che mi vengono le lacrime agli occhi. Dirò, ma io un domani devo essere anche anch'io così. Appunto. Ecco che io dico anche, molte volte dico, ma queste brave persone qua non possiamo parlarci, farli vedere un qualcosa, riportarle anche indietro alla loro infanzia, almeno che a 100 anni, 102 anni, 103 anni che ci lasciano, sono morte contente.
Sono d'accordo. Quindi è... Mi sa che qualcuno non sente però, perché non è che vedo tutto questo gran movimento, anche se abbiamo sentito anche questa centenaria, 106 anni, che suona il pianoforte, l'avete sentita? Sì. Ecco, che mangia, beve, parla, si diverte e ha detto: e quando morirò, morirò, intanto sono qua e faccio quello che voglio fare. Posso Forse, dire prego. Noi da anni a Mansuè offriamo a tutti i cittadini di una certa età, da 75 anni fino la cena, il pranzo. Sono presenti sempre 200, più di 200 persone. E questi qua, io gli ho portato anche un complessino che suonasse le vecchie canzoni. Giusta, Però ad un certo punto mi fa io, perché passo dai tavoli, come saluto, come va, come non va, e anche quando sono stato male dice, peccato che non c'è il sindaco, così, Mi hanno detto, il sindaco dice, potrebbe abbassare un po' la musica, perché noi veniamo qua anche per trovare il vecchio compagno di scuola, parlare dei nostri tempi. Capito? Io penso che questo qua loro, in quella giornata, da mezzogiorno fino alle 4, alle 5 di sera, ritornano giovani. E li vedo che dico, sindaco, perché non ne fa 2? Dice, ce la paghiamo noi, ma non importa di cosa pagare, tanto non è che il comune per 2-3 mila euro va in fallimento. Però io sento questa vicinanza, vanno a casa contentissimi per aver parlato di scuola, di lavoro, poi lo parlano ancora magari con quel vecchio dialetto che avevano loro, che a me piace tantissimo. Ma non è il caso di fare un bel pranzo con l'Aido, magari una bella cena con l'Aido? La facciamo ogni anno. Vero, Presidente, fare una bella cena, invitare queste persone che vogliono parlare, sì la musica, ma vogliamo anche parlare, bravissima, comunicare, certo, vincere la solitudine con la cultura, certo, perché la solitudine si vince anche portandola anche veramente a parlare di quella che è la solitudine, certo, ecco, anche con la donazione, perché io sono solo, faccio fatica a capire. L'ho già invitata alla Pittino, venga e vedrà che sarà soddisfattissima. Allora, grazie Mirella, grazie Sindaco per aver introdotto un tema molto importante, le persone non più giovani. Le persone non più giovani pensano di non essere più utili, di aver fatto quello che era da fare. E adesso, voglio dire, a volte, si adagiano. Ecco, io alle persone non più giovani vorrei fare un messaggio importante. Guardate che per quanto riguarda la donazione non c'è un limite di età. Noi oggi come oggi abbiamo oltre il 65% di donatori che sono over 65 anni, il che vuol dire che abbiamo settantenni, ottantenni, novantenni e a fine 2022 una nonna di 100 anni, 10 mesi e qualche giorno ha donato il suo fegato. Provate a pensare, questa nonna probabilmente era bisnonna, provate a pensare che orgoglio sia stato per i figli, per i nipoti e per i pronipoti. Poter dire la mia nonna a 100 anni ha donato il suo fegato, ha potuto aiutare un'altra persona, è una cosa che voglio dire, riempie il cuore di quella famiglia. Per cui ecco, io alle persone non più giovani vorrei dire, guardate che ogni giorno potete comunque fare la vostra parte, perché ognuno di noi cittadino è importante che si occupi in particolare dell'altro, e anche se magari, voglio dire, abbiamo qualche acciacco, non ci proviamo più bene, fare un sorriso all'altro, fare una parola all'altro, scambiarci i nostri pensieri, è un dono che facciamo a noi stessi, ma anche alle altre persone che ci stanno vicino. Per cui capisco quando dicono per noi è un momento anche per reincontrare vecchi amici, per rivedere vecchi amici, perché ogni giorno della nostra vita è un dono e quel giorno va goduto fino in fondo.
Però Franca Petrin, non pensi che forse è il caso di metterci ancora più benzina nel motore, anche se costa caro ormai, per far capire l'importanza di entrare in questi istituti? Perché Franca, io parlo con questi diversamente giovani, io ci vado spesso, ho sempre fatto questo. Tanto i politici pochissimi, vediamo adesso se cambia registro, perché devo dire la verità, ne vedo, in tanti anni ne ho visto veramente pochi. Uno addirittura non riusciva neanche, un politico trevigiano, non riusciva neanche a trovare la strada, sapeva neanche dove era la RSA. No, siamo proprio al colmo. Anni fa è successo, ma ve lo racconto perché è vero. Proprio per l'importanza che ha detto il sindaco Milan, nel senso, loro vogliono esserci, vogliono parlare, vogliono discutere, vogliono far capire che sono ancora vivi. Però se non li ascoltiamo, Franca, se non li rendiamo partecipi dei progetti anche che ci sono nel territorio, loro non lo sanno, non vengono coinvolti nelle iniziative. Ad esempio, quando ci sono anche queste manifestazioni nelle piazze di queste associazioni di volontariato, io sono sicura che sarebbe bello portare fuori questi diversamente giovani a partecipare a questi eventi. Abbiamo un mondo del volontariato che è enorme, abbiamo pulmini, abbiamo veramente degli educatori importanti, abbiamo dei professionisti, ma siamo, sindaco, tutti divisi. Ognuno fa il suo. Poi, come dicevo anche al professor Gerosa, che spero che cambi la piramide, che ho avuto ospite sabato, ecco, bisogna far capire di più la volontà anche di unire, di vedere cosa mi serve in quel momento delle associazioni di volontariato e non i cerchi magici, ma di quello che c'è nel territorio che mi può aiutare. Ma non si fa questo, sindaco, poco perché vediamo le associazioni, intanto abbiamo pochissimi volontari giovani e qua è un gran punto di domanda: come mai nonostante da anni si vada nelle scuole, si cerchi di spiegare. Forse questi ragazzi, io lo dico sempre, sindaco, bisogna intrigarli di più come fa il suo assessore, bisogna renderli partecipi, non possono sempre ascoltare la lezione, devono essere partecipi a quello che è veramente il territorio, cosa posso fare per rendermi utile, però sono loro che devono fare, sono loro che anche sbagliando ma devono fare. Prego. Allora, oltre alla cena anziani, e poi vengo ai giovani, e noi abbiamo un centro anziani che è la fine del mondo, ed è nella stessa sede dell'Aido Avis, l'Aido Avis, e sotto c'è il centro anziani. E quelle bravissime donne di un tempo, io ripeto, in questo ho un piccolo peccato, perché dovrei andare più spesso. Il fatto il sindaco quando viene a trovarci, vado quelle 2, 3 volte all'anno, 4 volte all'anno, allora magari gli porto un vassoio di dolci, o mi aspettano, o una bottiglia di prosecco, però un goccetto a testa giusto per brillare. E poi io ho visto queste persone anziane, piace cantare. Allora, d'accordo con uno che con la nostra bravissima associazione Song Promotion, dove che insegnano musica, abbiamo intonato qualche bella canzone. Se voi aveste visto queste donne, perché sono tutte donne, maschi pochi, nessuno, ecco perché oggi il mondo è donna. Con quale impeto cantavano. Poi c'era poverino qualcuna che non poteva parlare, e vedevi questa donna questa povera nonna che con le mani faceva, e anche lei che voleva partecipare. Questa poi alla fine anche lei ha tentato di battere le mani, anche se poverina voleva partecipare. Questo per me, io l'ho vista e mi sono fatto le lacrime agli occhi. Immagino. Allora andiamo a vedere questa festa del donatore Aido, poi andiamo dalla presidente Franca Petrin. Il
corteo dei Labari, in rappresentanza dei 36 gruppi territoriali di Aido operativi nella Marca trevigiana, ha aperto le celebrazioni per la tradizionale festa del donatore al Tempio di Pianezze. Dal 1973, quando è stata fondata, Aido della provincia di Treviso rinnova l'impegno nella sensibilizzazione della popolazione alla donazione degli organi. Il numero di donatori è in crescita, ma la richiesta è più alta. Sono più di 8.000 persone che attendono il dono, e con i tempi medi di attesa di oltre 3 anni, e non tutti ce la fanno ad arrivare ai 3 anni. Oltre 36.000 i soci dell'Aido della Marca, 36 le sezioni. L'associazione è al lavoro per ampliarne il numero, così da favorire la cultura del dono e di volontari formati a portare questo messaggio. Abbiamo fatto ripartire Castelfranco, stiamo in trattative con Conegliano e con Vittorio Veneto, cerchiamo di sensibilizzare appunto quei comuni dove non ci sono i gruppi, magari aiutandoli a mettersi assieme ad altri comuni per fare dei gruppi intercomunali. Recentemente il gruppo di Treviso si è costituito assieme a Silea, ha fatto un intercomunale. Nel corso della cerimonia particolarmente toccante il momento della consegna di una targa in segno di gratitudine alla famiglia di Luciano Tramet, storico presidente di Aido Valdobbiadene, recentemente scomparso. Erano presenti la moglie Imelda ed il figlio Gian Antonio. In Italia ogni maggiorenne può esprimere la propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti, dichiarandolo all'anagrafe del proprio comune, all'ULS o attraverso l'Aido. Presidente Petrin, come commentiamo sia il servizio che quello che ha detto anche il sindaco Leodio Mila, coinvolgere sempre di più anche gli assessori giovani, che devo dire la verità, sindaco, i giovani sono veramente molto portati anche per la solidarietà. Vediamo anche il nuovo presidente della regione Alberto Stefani, vediamo se lo lasceranno lavorare. È un cuneo che entra, è un cuneo che entra. Franca Petrin, prego. Allora, sicuramente i giovani possono portare innanzitutto nuove idee, nuovo entusiasmo, perché anche tra i volontari di Aido, ma anche delle altre associazioni, purtroppo non abbiamo, diciamo, un ricambio importante. Sicuramente a fare il giovane oggi è più difficile di quello che era ai miei tempi. Ai miei tempi ti sposavi vicino a casa, lavoravi vicino a casa, avevi il posto di lavoro vicino. Oggi purtroppo i giovani si trovano, diciamo, a dover gestire il proprio tempo sicuramente in maniera più difficile. Però giovani che arrivano in associazione ce ne sono, o comunque giovani che vogliono capire che cosa facciamo, e questo è molto importante. Questi giovani magari arriveranno in associazione quando avranno 35-40 anni, perché allora si sistemano con il lavoro, si creano la famiglia, diventano genitori, e poi ecco, una volta che tra virgolette si sono sistemati, ti dico magari ecco, arrivano a fare volontariato attivo vero e proprio. Sicuramente i giovani sono delle volte si dice sono egoismi, non pensano agli altri, eccetera. Allora noi che facciamo una grande attività nelle scuole dobbiamo dire grazie ai nostri giovani, perché negli ultimi 10 anni oltre il 50% dei nuovi soci Aido sono giovani under 35. Sicuramente grazie al lavoro che facciamo nelle scuole, ma anche perché i giovani sicuramente sono privi di quelle barriere che forse ecco, la mia generazione o generazioni anche più avanti hanno avuto. Faccio solo l'esempio, i giovani dicono tranquillamente ma una volta che sono morto che cosa faccio di quegli organi? Magari mi faccio anche cremare, per cui doniamoli. Ecco, sentire una persona di 60 anni della mia età che faccia un discorso semplice, perché è un discorso semplicissimo, è difficile. Io voglio portarvi una testimonianza di un ragazzino di 12 anni, ero alle medie, guardate che alle medie di donazione di organi non se ne parla, si parla di solidarietà, si parla dell'aiuto agli altri, si cerca di far capire l'importanza di vivere insieme con gli altri e dare il proprio contributo, e poi gli ultimi 5 minuti si parla di questo dono speciale che è la donazione degli organi.
un ragazzino di 12 anni che l'insegnante mi aveva detto guarda che è una persona sensibile, dagli un'occhiata perché ecco se magari tocchi alcuni argomenti è più sensibile degli altri, si alza e mi dice io non capisco. La mia mamma e il mio papà mi hanno insegnato a riciclare il vetro, a riciclare la carta, a regalare i giochi che non uso più, a regalare ad altri bambini i vestiti che ormai mi sono diventati piccoli. Non capisco perché sono contraria alla donazione degli organi. Probabilmente in quella famiglia, magari dietro a una notizia sulla TV o qualcosa di letto, questi genitori magari avevano espresso il loro pensiero che è stato recepito negativamente dal piccolo. E io a lui gli ho detto guarda, oggi tu hai capito che c'è un dono importante. Quando vai a casa parlane con i tuoi genitori, cerca di far capire loro l'importanza di questo dono e vedrai che magari, voglio dire, gli aiuti a capire meglio l'argomento. Perché ecco, sicuramente è un argomento difficile, ma i giovani sono anche la leva che possono far ragionare in maniera diversa gli adulti, che magari, voglio dire, hanno le loro convinzioni, ormai che si fa fatica a cambiare, no? E magari, ecco, sono proprio i giovani che potrebbero cambiare e con loro, insieme alle altre associazioni del dono, abbiamo citato Avis, ma c'è Adamo, ci sono anche altre associazioni, sicuramente i giovani possono essere quella leva che può far veramente cambiare la cultura del dono. Per cui i giovani sono sicuramente ben accettati in tutte le associazioni. Ripeto, possono portare una ventata nuova, danno un punto diverso dal nostro e comunque parlano ai loro coetanei in maniera diversa da quello che siamo capaci di fare noi. Perché noi tante volte, voglio dire, anche quando facciamo il messaggio per l'associazione, stiamo sempre attenti alle persone, alle parole che utilizziamo, no? Perché non vogliamo così destare nessun sentimento. Eppure invece loro sono immediati, sono spontanei, sono vivi, sono vivaci. Sono giovani. E allora, giovani, venite con noi, venite a darci una mano perché noi abbiamo bisogno di voi, vogliamo darvi un messaggio importante e insieme vogliamo portarlo avanti. Allora, do ragione a Flavia Petrin perché io proprio sabato, sindaco, ho avuto dei rappresentanti di una classe con i loro insegnanti delle medie e questi ragazzi alla mia domanda, ma a casa parlate di cose importanti che può essere la storia, visto che i loro insegnanti hanno scritto questo libro che ho letto questa mattina. E un ragazzo ha detto, ma veramente quando c'è qualcosa di brutto in televisione, anche di guerra, i miei genitori cambiano canale, mentre io avrei magari anche piacere di sentire. Allora io penso che ha fatto bene Flavia Petrin a dire che bisogna coinvolgere di più prima i genitori, e questo lo dovete fare voi, sindaco, perché da soli i ragazzi non riescono. Se i genitori, come dice Franca, a casa dicono no, sì, non ne parliamo di questa cosa, vogliono tenere questi ragazzi sotto questa bolla, guai a parlare di cose brutte, non si può assolutamente, perché prima o poi pagheranno il conto, anche perché hanno il nemico dietro l'angolo questi ragazzini, che non è sicuro la donazione, ma sono ben altro. Prego, sindaco. Allora, mi piace quello che ha detto la Petrin, che le rinnovo l'invito, che ha parlato della scuola. Io vedo in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, che se il bambino va a casa e il papà o la mamma fanno un qualcosa che non va, dicono mamma, non si fa così, il maestro a scuola mi ha detto di fare così. Quindi la scuola è la scuola, uno manda il bambino a scuola perché per un insegnamento, e questo va a favore anche della famiglia, perché io vedo molte volte, mio figlio a scuola mi ha detto di fare così. Dico, signora, ma lei lo sapeva questo? No, ha visto che mandando il figlio a scuola
qualcosa impara anche lei. Poi volevo dire una cosa, non perché io sia orgogliosissimo di Mansuet, anzi vi venite che sicuramente vi trovate bene, ma noi abbiamo una protezione civile fatta da giovani. Ultimamente se ne sono iscritti altri 5-6 ragazze giovani con anche ragazze. E poi nel periodo della sagra e anche quando facciamo questi pranzi per gli anziani, ma soprattutto con la proloco, su 170 persone che ci lavorano alla sagra, un centinaio sono tutti ragazzi 14, 15, 14, 15, 16, indipendentemente dal colore e dalla razza etnica. Là vengono tutti. C'è il rumeno che parla con l'italiano, c'è l'italiano che parla. Non c'è problema. Anzi, guardi, molte volte vedo che anche il nostro bambino, il nostro ragazzo italiano conversa con lo altro europeista, scusi, vogliamo dire, altro dei stati che fanno parte dell'EU, e vedo che si intendono, anzi ultimamente fanno anche qualche marachella assieme. Quindi vuol dire che c'è unione. Basta seguirli però, sindaco, ecco. Sì. Bisogna monitorarli, ecco. Non bisogna lasciarli soli, ma fino a un certo punto, poi bisogna monitorarli. Sono perché le d'accordo con lei. marachelle le abbiamo fatte tutte. L'ho detto anch'io, ecco, adesso. solo che loro stanno alzando un po' troppo l'asticella, perché prima c'era una famiglia che quando andavi a casa c'era sempre qualcuno che riferiva, quelli che non si sa come, ma qualcuno riferiva e quando arrivavi sapevano già tutto. Adesso purtroppo, come ho detto prima, si tende sempre a mettere questo ragazzo, quando le dico che ho avuto un sindaco che diceva ai genitori: guarda tuo figlio cosa sta facendo un atto di vandalismo, questo genitore continuava a dire al sindaco: non è mio figlio. Ma come non è tuo figlio? Cioè, ma come fai? Non è mio figlio. Allora, Franca Petrin, come commentiamo queste parole, il coinvolgimento dei giovani sempre di più, andandoli a prendere, portarli, intrigarli, perché loro vogliono anche conoscere, perché sì. È là il problema grande. Però se il genitore si oppone è un bel problema questo. Prego Franca, poi andiamo in pubblicità. Allora Mirella, è vero che noi dobbiamo coinvolgere maggiormente i genitori, però ripeto, se il genitore viene in qualche maniera coinvolto dal loro figlio, che sia, voglio dire, 10 anni, che ne abbia 20, che ne abbia 30, voglio dire, è sicuramente un punto di vista che maggiormente ascoltano, perché se un ragazzo giovane in qualche maniera permettetemi il termine, si innamora di un documento, di un argomento, voglio dire, e lo fa suo, questo giovane parlerà con passione, per cui sicuramente riesce a coinvolgere maggiormente i genitori. Allora noi facciamo tantissima attività di informazione, però ripeto, noi adulti purtroppo siamo sempre molto legati a come ci presentiamo. Dobbiamo parlare correttamente, dobbiamo stare attenti alle parole che usiamo, perché non dobbiamo dare, voglio dire, fastidio, permettetemi la parola, quando ecco, argomentiamo le nostre cose. Cerchiamo sempre di essere dolci nelle espressioni, perché ripeto, riteniamo che il messaggio sia importante dato così. Invece il giovane non ha queste barriere, il giovane è più spontaneo e dice chiaramente quello che pensa senza filtri. Secondo me è molto importante, perché i giovani ci fanno capire che a volte bisogna anche utilizzare espressioni poco signorili per arrivare al risultato. Ripeto, noi purtroppo siamo stati abituati a comportarci
sempre correttamente, sempre pesando le parole. Per cui ripeto, i giovani hanno anche questa capacità prorompente, a mio parere, di farci vedere il mondo da un altro punto di vista, che è il loro, che è diverso dal nostro punto di vista. Noi magari, voglio dire, ecco, siamo contrari alla guerra, però diciamo solo, ma non dovevano fare questa cosa, e lo diciamo in maniera molto così tranquilla. Invece il ragazzo giovane, voglio dire, va in piazza, si arrabbia, ci fa vedere che quella cosa per loro è molto più importante di quello che pensiamo noi. Per cui i giovani vanno ascoltati, e come hai detto tu prima, Mirella, gli dobbiamo permettere di fare le cose. Certo, magari li seguiamo, gli diamo qualche esempio, però li dobbiamo anche lasciare fare. Sbaglieranno, abbiamo sbagliato anche noi, Mirella, e dagli errori si può sempre solo imparare. Per cui quello che dobbiamo fare è togliergli le briglie, lasciamoli fare con la loro spontaneità, con le loro modalità, con la loro fantasia, perché ecco, noi siamo molto razionali. I giovani di oggi invece, secondo me, sono molto fantasiosi. Lasciamogli fare, facciamogli. Sì, ma non funziona così, Franca, non funziona così, perché io ieri ero vicino a un campo da calcio di femminile e tutte ragazze, tutte accompagnate dai genitori in macchina. Cioè, ma possono andare a fare sport da sole e dopo magari il genitore le raggiunge? Ma è possibile che devono arrivare davanti alla porta della palestra, davanti alla porta, perché sennò povero. Cioè, sti marmeotti grandi e grossi, il sindaco, chi se va ancora, è colpa, ma non colpa loro, poveretti. Sti genitori, ma non tutti, perché ce ne sono di bravi e non voglio sparare nel mucchio. Però io devo parlare a quelli non bravi, ma non si può accompagnare i ragazzi ancora a scuola, a fare sport, dal dottore, cioè a sacar io so che l'impara. Franca, non ci siamo. Sbagliando si impara. Pubblicità. Giusto? Siamo con Flavia Petrin, presidente nazionale AIDO, e soprattutto Leonio Mila, sindaco di Mansuè, per capire l'importanza della donazione, del dono, anche perché il dottor Demetrio Pittarello, che è il responsabile di questo centro regionale dei trapianti, 490 trapianti in un anno, nessun organo è andato sprecato. Flavia Petrin, nessun organo è andato sprecato, perciò sono dati veramente, anche se qualcuno dice quel caso di quel bambino, di Domenico, poveretto, fa molto riflettere su quella che è delle volte anche la negligenza, la superficialità, un concause sbagliate purtroppo, e un grande abbraccio a questa famiglia, a questi genitori, a questa mamma soprattutto. Prego Franca. Allora Mirella, il caso purtroppo di Domenico è una tragedia che non doveva succedere. Però come in tutte le attività purtroppo, a volte, anche se si cerca di fare la cosa migliore possibile, purtroppo a volte si incorre in errori che, ripeto, non si sarebbero dovuti avere e che non si avrebbero voluto avere, ok? Perché sicuramente, ripeto, quegli operatori hanno lavorato il meglio possibile, perché anche loro volevano salvare la vita di Domenico. Purtroppo però a volte le coincidenze sono pessime, per cui arriviamo a questa cosa. Abbiamo Rinaldo da Venezia, perché siamo quasi in chiusura. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Innanzitutto l'AIDO bisogna cavarsi a capello, perché è un'associazione che fa tanto per la povera gente, va bene. Siamo sempre là, Mirella. Bravo. Purtroppo abbiamo tante associazioni, tanta gente che lavora per gli altri e non è considerata. Insomma,
uno che muore, cosa ha avuto che se ne faccia degli occhi, di quello che gli serve? Dai a qualche che ha bisogno. Non dovremmo neanche, dovrebbe essere una roba per legge, mi pioccava e basta. È come quando che muore, mia moglie è la vedova, dà via tutti i vestiti, dà via gli organi, no? Adesso mi parlo così, però il senso della vita, che anche dopo morto ti può aiutare qualcuno in parole povere, non stiamo girare tanto intorno, non ti dà niente, ti dà la possibilità, ti dovresti morire contento, perché sapendo, va bene, che le dà la possibilità ad altro di vivere una vita tranquilla, sarebbe disposto a farlo subito, ti capivo Mirella? E dopo ve lo dite una roba, voglio ringraziare il personale che ti ha i telefoni, se delle volte perché vuoi fare una vita cosa come noi siamo, si preoccupa, grazie a dei ragazzi che sono molto bravi. È l'ultima ti dico, se vuoi farti piacere, bravo. Gratis. Bravo. Ma devi sei a Mirella con 5 palmine. Ecco, bravo. Perché vedremo se ti va a guardare fino all'ultima, ti dedica e aiuta la povera gente veramente, va bene? Questo è un gesto umano da fare, donare organi, aiutare la povera gente. Ora che sono adesso un cammino mai già fa, ma Mirella, buon lavoro a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Grazie Caro Rinaldo. Allora Sindaco, come chiudiamo questa prima parte, prego? Chiudiamo che noi tutti dobbiamo volerci più bene e rispettarci. Ha detto una bellissima cosa l'ultimo Rinaldo, non l'ultimo Rinaldo, il signor Rinaldo, che gli organi non dovrebbe essere per legge darglieli. Purtroppo questi sono considerati diritti personalissimi e senza il consenso del proprietario non si può. Sono d'accordo fare una legge nazionale che morto passato a minor vita uno, se serve, se quello ha un organo da donare, diamolo al prossimo. Il prossimo va sempre rispettato, perché a noi in quel momento non serve più. Sentiamo come ci saluta Flavia Petrin, Presidente AIDO. Allora, Sindaco, lei ha perfettamente ragione, però ecco, AIDO invece è per la scelta. Lo so. O meglio, tutte le religioni sono a favore della donazione, purché sia il frutto di una scelta. Noi riteniamo che sia importante donare perché qualcuno ha detto di sì. Dopo certo, se la legge cambia, AIDO naturalmente si adegua. Però ecco, noi siamo impegnati affinché la gente capisca che senza per un trapianto ci vuole una donazione, per una donazione ci vuole un semplice sì. La Costituzione ci dice che la solidarietà sociale è un dovere inderogabile, per cui se siamo dei veri cittadini dovremmo dire di sì, per cui è importante dire di sì. La donazione in Italia è importante in quanto siamo il secondo paese in Europa per numero di donazioni. Abbiamo delle regioni che veramente, e il Veneto, come vi ho detto prima, è una delle regioni principali in cui i cittadini facilmente dicono di sì. E perché dicono di sì? Certo, ci sono tanti volontari perché hanno avuto la fortuna di incontrarci, però ecco, io vorrei che tutti i cittadini facessero una riflessione, perché oggi, voglio dire, anche guardando il sito di AIDO, il sito delle istituzioni, è possibile essere informati. Per cui facciamolo, è una scelta importante che ci riguarda personalmente. Però ecco, possiamo essere d'aiuto in vita e io invito tutti i cittadini a dare il proprio contributo affinché tutti stiamo meglio. Con AIDO
con la donazione degli organi si può essere d'aiuto anche dopo, quando quegli organi a noi non servono più. Certo. Per cui dobbiamo tutti dire di sì, perché ripeto, dall'altra parte un domani potremmo trovarci anche noi, non troviamoci impreparati a questo. Se avremo detto di sì, sarà più facile che anche noi avremo una risposta. Grazie, veramente grazie a Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO, di essere stata con noi. Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? L'ultimo saluto, prego. Sì, io sono d'accordo con la Presidente AIDO, però, visto che è molto difficile, non in Veneto ma in altre parti del mondo, per non dire che sia ormai tu in quelle condizioni non serve più, aiutiamo chi ne ha bisogno. Grazie. Grazie, veramente grazie anche a Leonio Mila, sindaco di Mansueto, di essere stato con noi. Grazie ancora a Franca Petrin, pubblicità. E siamo con Marco Semenzato, Presidente Comitato Croce Rossa Italiana di Venezia, per capire l'importanza di questa Croce Rossa. Qualcuno forse a livello nazionale ha capito che bisogna dare ancora più spazio, anche se gli impegni sono tanti, perché sono bravi, sanno formare soprattutto e hanno i giovani. Io dico sempre che è una delle poche realtà che abbiamo dove vedo giovani, ma perché li intrigate, gli insegnanti, loro si rendono partecipi, perché forse riescono a lavorare, a fare, a capire che anche loro sono capaci, sbagliano, ma ci sono loro che insegnano. Cioè io sono convinta, Semenzato, basta con questa borsa della spesa, i vestiti, non è più un compito vostro, visto la carenza di personale che abbiamo. Prego Semenzato, e grazie di essere qui. Tanto grazie di ospitare Croce Rossa Italiana. In questo momento effettivamente io sono il Presidente di Venezia, però su queste cose, su questi punti ci stiamo battendo da anni. Io ormai sono 4 anni che sono Presidente e una delle cose dove ho sempre puntato assieme al Consiglio era quello della formazione. Le borse della spesa sì, sono tutto quello che c'era di vecchio di Croce Rossa. Ce n'è ancora bisogno però, sì. Non dimentichiamoci, perché le persone hanno bisogno di aiuto. Dobbiamo essere noi in grado di, con la nostra formazione, di cambiare il sistema, ma soprattutto di cambiare la veduta. E piano piano lo stiamo facendo, è solo che a volte abbiamo persone che sono anziane e quindi la borsa della spesa è l'unica maniera che riusciamo anche ad andargli incontro. Abbiamo situazioni di persone giovani dove io ho sempre detto che per me un giovane deve essere aiutato in un'altra maniera, non con la borsa della spesa, perché è fare l'elemosina, cioè parliamoci chiaro, io la vedo così e penso che tanti altri volontari la vedono così. È vero, abbiamo una fortuna, abbiamo tantissimi volontari, quello sì. Noi comunque a livello di Croce Rossa siamo stabili, a differenza di tante altre associazioni che dopo il Covid sono andate diminuendo come forza. Ma anche per la burocrazia, Semenzato, non solo dopo il Covid, ma anche la burocrazia. La burocrazia ci mette lo zampino su tante cose. Allora Semenzato, andiamo anche a vedere questo video Croce Rossa e poi lo commentiamo, perché veramente vale la pena.
Semenzato, come si è aperto questo 2026? Cosa ha funzionato? Come si è chiuso il bilancio 2025? Cosa vi aspettate dal 2026? Questa politica che sta mettendo veramente alle corde anche il mondo del volontariato, troppa burocrazia, soldi da spendere per fare il volontariato, cioè anche no, però così purtroppo al momento. Prego, Presidente. Allora, si è visto l'idroambulanza, adesso fra 15 giorni ne inauguriamo un'altra. La seconda, quindi tempo poi di mettere in acqua e tutto, proprio per essere sempre più vicini alla popolazione, perché è proprio un'esigenza anche della popolazione, soprattutto in questo caso di Venezia. Noi come Croce Rossa siamo sempre con gli ultimi, ma soprattutto con gli invisibili, ricordiamoci, perché effettivamente tante volte la Croce Rossa la si vede poco o la si vede in determinate azioni, ma soprattutto con il discorso che facevamo prima dell'aiuto alle persone che ne hanno bisogno, noi siamo invisibili, ma dobbiamo esserlo invisibili, perché questo ci permette di avvicinare tutte quelle persone che altrimenti difficilmente si farebbero anche avvicinare. Sì, però è anche vero, Presidente, che visto la professionalità che avete, ecco, quello che serve adesso, perché fortunatamente ci sono banche alimentari, le parrocchie, c'è questa realtà che aiuta, tante associazioni che possono fare questo. Io vi vedo proprio come formazione, perché siete proprio bravi, io vi ho visto anche all'opera, cioè no, non ce n'è per nessuno, ma soprattutto questi ragazzi giovani che imparano anche facilmente, perché dobbiamo dirlo, non sono imbranati come qualcuno pensa, hanno la possibilità anche di aiutare le persone, perché più ne abbiamo, più aiuto diamo, perché a una certa età è anche difficile aiutare e fare quello che può fare un giovane, perché delle volte sono anche carichi pesanti, impegni anche non da poco. Per quello io insisto a dire che la Croce Rossa nel 2026, nel 2027 dovrà fare quel passo in più come formazione. Chi è che fa formazione? Sino a parte le scuole di formazione, ma in questo caso meglio della Croce Rossa? Effettivamente Croce Rossa da questo punto di vista sembra che voglia autocelebrare la Croce Rossa, ma è la realtà. Tutti i volontari sono formati per qualsiasi attività vadano a fare sul campo. Anche da quando sono Presidente del Consiglio abbiamo proprio dato una regola: si va a fare attività solo se si è formati. Abbiamo i senza dimora e quindi c'è il corso per seguire il senza dimora. Partiamo dalla base che comunque è... Fermo Semenzato, spieghiamo chi sono i senza dimora, perché penso tutti che siano barboni, che vogliono vivere così. Com'è la realtà, Semenzato? Lo diciamo a casa. Lo diciamo che tante volte è vero, sono persone che comunque decidono di prendere quella strada e di vivere isolati. Così. Borderline. Borderline, effettivamente la parola giusta è borderline. Però tante volte sono persone che non hanno più nulla, hanno perso tutto e si trovano a vivere da emarginati, non perché sono emarginati, ma perché sono stati emarginati dalla nostra società. Ecco, questo sì, è una delle cose che sento quando anche i volontari escono in servizio, riportano a casa, e questa impossibilità di far oltre quello che stiamo facendo, ma proprio perché emarginati. È anche vero che però ci sono tantissimi che preferiscono una vita così. Però abbiamo visto che come Croce Rossa riusciamo sempre ad arrivare ad aiutarli. Ecco, quando arrivate, cos'è che vi dicono? Ecco, come vi accolgono queste persone? Perché qui abbiamo il problema della paura, la paura del diverso, la paura della persona che vive ai margini, borderline, come ho detto prima, perché chissà che persona sarà. Dopo io delle volte le avvicino, sono le persone più gentili, è vero Semenzato? Magari aiutano loro. Avete capito? Non tutte, ma come ha detto Semenzato, delle volte delle scelte che possono essere cambiate grazie anche all'aiuto di questi professionisti come la Croce Rossa, perché parlando capisci il problema e magari se riesci ad aiutarlo. Prego Presidente. Sì, ecco, noi in questo caso per quanto riguarda il Comitato di Venezia, perché posso parlare per il Comitato di Venezia, perché dopo alla fine ogni realtà di Croce Rossa si struttura e si organizza anche in modo diverso, però sì, noi cerchiamo sempre di arrivare sempre in punti dei piedi.
questa è forse una delle nostre missioni di vita, cioè non entrare prepotentemente nemmeno con le persone che in questo momento sono ai margini, assolutamente. E questo ci permette di ritorno di acquisire la loro fiducia e aiutarli dove è possibile aiutarli. Allora adesso, prima di presentarvi il graditissimo ospite, faccio vedere questo video che è l'associazione Linfa e poi capirete il perché. Andiamo a vedere il video dell'associazione Linfa. 25 anni fa dovevamo avvicinare i giovani alla prevenzione dei tumori, per cui abbiamo deciso di unire la musica alla parte scientifica. E qui da 25 anni noi scendiamo in piazza per fare prevenzione contro il cancro. Anche perché in questi ultimi anni c'è stato un abbassamento dell'età. Basta pensare che c'è stato uno studio che ha dimostrato che in questi 5 anni un aumento del 60% dei tumori intestinali. Per cui il nostro obiettivo è che avvicinando i giovani alla nostra prevenzione e unendo la musica con la parte scientifica riusciremo ad avere un ottimo risultato per i prossimi anni. Ringrazio e saluto il dottor Luca Rottunno, chirurgo senologo, responsabile del pronto soccorso oncologico. Ringrazio veramente il dottor Rottunno, ma anche presidente di questa associazione Linfa. Grazie dottor Rottunno. Allora cosa ci dice? Qui abbiamo il presidente della Croce Rossa di Venezia, Marco Semenzato, l'importanza del mondo del volontariato anche in situazioni veramente difficili anche da superare. Prego dottor Rottunno e complimenti. Buongiorno Mirella, purtroppo abbiamo dei problemi di audio, non riesco a collegarmi bene con l'audio. Noi la sentiamo benissimo, dottor Rottunno, noi la sentiamo benissimo, non so lei ma noi benissimo e anche la vediamo bene. Troppo faccio fatica con l'audio, non ho sentito la domanda. Allora dottor Rottunno, le ho detto che poi le diranno dalla regia, noi la sentiamo e la vediamo benissimo, parli pure tranquillamente. Perfetto, allora niente, volevo accennare appunto un po' alla nostra associazione. La nostra associazione, che è sorta nel 1999, verte su due cose molto importanti: il nostro pronto soccorso oncologico, che è un servizio che abbiamo solo noi in tutta Italia, che ci permette in caso di un'urgenza di farci contattare entro 48 ore per dare una risposta immediata. Pensi che io dico spesso nelle mie interviste che l'attesa di una visita è 1000 volte peggiore della malattia stessa. Infatti anche durante il Covid noi abbiamo sempre lavorato e spesso trovavamo dei casi pazzeschi, persone che aspettavano 4-5 mesi per poter fare una visita e arrivavano da noi e anche con la diagnosi di tumore andavano via felici, perché appunto avevano aspettato talmente tanto per sapere se avevano un problema oncologico oppure no, che una volta che davamo la strada da seguire erano felici e contenti. Poi un altro aspetto importante della nostra associazione è il centro senologico personalizzato, che vuol dire 3 punti importanti. Uno, le visite vengono fatte sempre allo stesso specialista. E questo centro era sorto, pensi un po', 42 anni fa in chirurgia prima all'ospedale di Vicenza. E noi è molto importante che la paziente abbia sempre questa empatia con il medico, in modo tale da avere un punto fermo, un punto sicuro, in modo da presentarsi alle nostre visite con meno ansia. Poi abbiamo, si verte quindi sull'aspetto sempre che è sempre lo stesso medico, poi abbiamo esami non invasivi. Noi infatti nel nostro centro senologico attuiamo questi esami importanti: il color, il Doppler, che si basa sul fatto che le cellule tumorali, le cellule neoplastiche, quando c'è un cancro, aumentano la presenza dei vasi sanguigni, per cui arriva un maggior flusso di sangue al nodo. Questo ci permette appunto con l'ecocolor Doppler di capire se all'interno di un nodo c'è la presenza dei vasi sanguigni oppure no, se è un nodo sospetto oppure no. Poi abbiamo l'elastosonografia, che è un po' diciamo l'esame che ci permette di capire anche ulteriormente il tessuto di quel nodo com'è, poiché c'è la teoria che quando i tessuti sono morbidi il nodo è benigno, quando invece i tessuti sono duri, sclerotici, il nodo è maligno. Quindi noi con questo esame riusciamo a capire attraverso una gradazione di colori se quel tessuto è importante, se appunto è presente questa durezza diciamo del tessuto oppure no.
Poi da pochi mesi abbiamo anche l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale però la usiamo come secondo consulto. Infatti abbiamo visto che usando come secondo consulto c'è molto di aiuto, e negli ultimi giorni ci hanno attuato anche su questa macchina anche l'intelligenza artificiale live. Cosa vuol dire? Che io mentre faccio l'esame ho un assistente virtuale vicino che nel caso dovesse sfuggirmi qualche lesione, lui interviene subito. Ecco, io voglio sempre riferire, l'intelligenza artificiale sarà il futuro della medicina, però è importante attuarla, usarla sempre come secondo consulto, perché se faremo l'errore di usarla come primo consulto, purtroppo avremo parecchi sbagli. La ringrazio, dottor Rotunno, siamo collegati con Vicenza, abbiamo capito anche dov'è questo centro senologico così importante per capire anche i nuovi strumenti, il semenzato, abbiamo sentito la meraviglia, però bisogna saperli usare, bisogna mettere sempre la parola etica, ecco, come secondo livello, ha detto il dottor Rotunno. Prego, semenzato. Concordo sul fatto di come diceva il dottor Rotunno, che effettivamente deve essere di secondo livello, non possiamo pensare di lasciare all'intelligenza artificiale, perché altrimenti rischiamo veramente di essere condotti in strade che non sanno dove si porta. Allora andiamo a vedere anche questo video invece della Croce Rossa per far capire anche l'importanza di quello che veramente è il secondo video, l'importanza proprio del presidente Semenzato e di quello che fa con la Croce Rossa, naturalmente a Venezia, perché poi vi dirò il perché. Allora abbiamo visto un'altra ambulanza, vedo, Semenzato. Perché io Semenzato, vi ricordate quando aveva chiamato quella signora disperata perché il marito doveva fare la terapia, nessuno andava a prendere? Io ho chiamato Semenzato, perché dove va? Vado da chi conosce la Mirella. E giustamente Semenzato si era messo a disposizione, ma c'era una Croce Rossa ed era impegnata, era occupata, noi siamo riusciti lo stesso ad arrivare a questa persona. Però la realtà del mezzo è molto importante, un conto è averne una, un conto è averne due. Prego, Semenzato, per tanta buona volontà ma bisogna avere anche i mezzi. No, come dicevo prima, quest'anno anzi l'anno scorso abbiamo investito nell'idroambulanza, sicuramente quest'anno dovremmo investire almeno in 1 o 2 ambulanze per essere sempre a livelli avere dei standard molto alti, perché effettivamente portiamo via persone, portiamo via persone che hanno bisogno di aiuto e in noi magari trovano quel punto di riferimento o anche quella parola che magari tante volte non hanno perché sono da soli. E questa è una delle cose che io dico sempre a tutti i volontari quando ho occasione di poter fare lezione o altro, che una delle cose più belle che si possono fare all'interno di Croce Rossa, oltre alla parte del sociale, visto che parlavamo in questo caso di ambulanza, è quella di andare a fare i trasporti e ascoltare le persone quando salgono, perché hanno bisogno anche di parlare, perché tante persone sono da sole a casa e quindi anche una parola fa la differenza, e vedere una persona che scende col sorriso penso che sia il più grande regalo che viene fatto a un volontario. Infatti noi quando vediamo un'ambulanza anche vicino a una casa, là c'è qualcuno che sta male, ecco, e magari invece accompagnati a casa magari una persona invece che sta bene, che è stata dimessa, però noi il primo pensiero quando vediamo la Croce Rossa, sbaglio Presidente, pensiamo che stia male, invece sentite invece cosa riescono a fare, l'ascolto soprattutto specialmente anche dei diversamente giovani, perché diciamo la verità, quando hai una certa età hai bisogno anche di essere accompagnato prima, riportato dopo, ma sempre con persone professionali. Questo è quello che io dico sempre. Allora andiamo a vedere invece questo video di questa macchina multifunzione e poi lo spiegherà il dottor Rotunno. Questa è una macchina che permette di fare 4 esami complessivamente. Uno, il Doppler Color e la sonografia in intelligenza artificiale. Il Color ci permette con i colori di valutare meglio la presenza dei tessuti
Per quanto riguarda invece il Doppler, si basa sulla teoria di Folkman dell'angiogenesi, che dice che quando c'è la presenza di un tumore, il tumore si nutre di più rispetto alle cellule normali, per cui arriva maggior flusso di sangue. Quindi se all'interno di un nodo noi troviamo la presenza del sangue, vuol dire che quel nodo è un nodo sospetto. Poi abbiamo un'altra tecnica, che è l'elastrosonografia, che è stata ideata da professor Barr, un medico americano, che si basa sulla presenza di valutare come sono i tessuti di quel nodo. Tutti i nodi benigni hanno un tessuto morbido, tutti i nodi invece maligni hanno un tessuto duro, sclerotico. Con la presenza di alcuni colori noi riusciamo a capire se quel tessuto è un tessuto morbido o un tessuto duro. Ultima cosa, abbiamo l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale noi lo stiamo usando come secondo consulto. Cosa vuol dire? Che se troviamo un nodo, eseguiamo prima il color, il Doppler e l'astrografia, facciamo una nostra diagnosi e poi chiediamo a questa macchina, dove sono circa 5 milioni di esami inseriti, senologici, un secondo consulto. In questa maniera abbiamo un'ulteriore sicurezza. Da pochi giorni abbiamo anche l'intelligenza artificiale live. Cosa vuol dire? Che nello stesso momento che io eseguo l'esame come primo operatore, ho un assistente virtuale, un assistente che è appunto l'intelligenza artificiale. Ora cerchiamo di fare alla pratica e vedere come funziona questa macchina. Questo è il colore. Se noi troviamo una formazione, un nodo, apriamo subito il Doppler. Il Doppler ci permette di vedere la presenza di una vascolarizzazione. Vedete qui, questi sono i vasi. E quindi valutiamo se all'interno della formazione c'è questa vascolarizzazione oppure no. Allora, dottor Ottunno, intanto grazie e complimenti anche per quello che ci fa vedere, perché è molto importante. Ecco, pensate che strumenti nuovi hanno questa intelligenza artificiale, questi colori. Prego, dottor Ottunno. Sì, io volevo dirvi oggi due aspetti importanti. Allora, perché secondo la recente letteratura l'infiammazione è la base su cui si basa poi un cancro. Questo serve non solamente per la mammella, ma anche per l'intestino, per la tiroide, per la vescica, per la prostata. Quanto noi vediamo attraverso l'ecodoppler, e riusciamo a vederlo, una reazione infiammatoria su una zona della mammella, interveniamo con degli antinfiammatori potenti a base di bromellina, che sono prodotti che si ricava dalla radice del gambo dell'ananas. Sfiammando la zona riusciamo a far sì che su quel tessuto possa formarsi un cancro, e questo ormai lo stiamo vedendo da circa 40 anni nel nostro centro. Questa bromellina ultimamente è diventata super importante perché è quella sostanza che hanno usato a Niguarda di Milano sotto una grossa ispirazione per i ragazzi ustionati in Svizzera. Mentre a Zurigo gli hanno sottoposto a degli interventi, e purtroppo alcuni non sono andati bene perché i ragazzi erano già debilitati, per essere sottoposti a delle anestesie e anche degli interventi chirurgici, a Niguarda di Milano hanno pensato per 15 giorni di creare delle fasce con questa bromellina, e dopo 15 giorni l'escara è caduta, si è formato un nuovo tessuto e questi ragazzi, mi risultano, sono tutti vivi e tutti a casa. Quindi questo è un aspetto molto importante nel campo oncologico, perché se noi riusciamo a far sì che l'infiammazione venga eliminata, noi riusciamo a bloccare il passaggio da una formazione benigna a una formazione maligna. Un altro aspetto molto importante, l'ultima volta ne avevamo parlato anche dell'alimentazione, che può portare purtroppo spesso un cancro alla mammella. Tra questi l'alimentazione a base di carne che ha avuto un trattamento intensivo. Non so se ricordate, io a luglio, quando ho avuto una intervista con voi, dicevo appunto che il pollo e il tacchino sono due alimenti purtroppo che possono dare il tumore alla mammella. Subito dopo ho avuto una conferma di ciò che ho detto io. Noi diciamo attraverso il discorso del seno, ma un altro istituto oncologico di Bari
su uno studio fatto ben grande su 48.000 persone, hanno visto che pur mangiando un 100 grammi di pollo in una settimana può portare a un aumento del 35% anche di tumori gastrointestinali, vuol dire stomaco, intestino e pancreas. Pensate che sempre questo studio dice che 200 grammi di pollo alla settimana porta a un aumento del 100% di questi tumori. Quindi questo studio ha sconvolto un po' tutto quello che si è pensato anche con i nutrizionisti in passato, che la carne rossa è quella che crea danni tumorali e la carne bianca no. Noi diciamo sempre che la carne bianca è varia, non c'è solamente il politacchino, c'è anche l'agnello, c'è anche l'anitra, c'è anche il coniglio, che sono meno ormonizzati rispetto al politacchino. Però pensate, sempre questo studio ha evidenziato che mangiando la carne rossa, un 350 grammi alla settimana, porta solamente una prevenzione di tumori al 23%, cioè porta solamente appunto un aumento di tumori al 23%. Quindi vuol dire che mangiare circa 200 grammi di pollo alla settimana sta creando un aumento di tumori non solo al seno, ma anche in parte gastrointestinale. Io ho avuto un esempio nel Veneto e l'ho visto attraverso un articolo che è fuori sul giornale. A metà dicembre una ragazza di 18 anni si è presentata all'ospedale al Prosoccosto Cafoncelli di Treviso e dopo gli accertamenti ha fatto la diagnosi di cancro all'intestino, 18 anni. Infatti questa alimentazione, che io la chiamo alimentazione spazzatura, ha portato a un aumento del 60% dei tumori intestinali nella fascia 20-30 anni. Tant'è vero, e presto arriveremo anche noi in Italia, purtroppo, in Inghilterra, in Gran Bretagna, poiché l'anno scorso hanno avuto tantissimi giovani con tumori sia all'intestino e sia alla mammella, hanno deciso dal gennaio di quest'anno di eliminare qualsiasi pubblicità in tutti i canali del Regno Unito per quanto riguarda questa alimentazione spazzatura. E io credo sia un buco nell'acqua, perché prima si incentivati i ragazzi a mangiare questo alimento spazzatura e adesso si cerca come ultima spiaggia, perché pensate che non fare la pubblicità a queste multinazionali, l'Inghilterra perderà miliardi. Quindi vuol dire che, non lo dicono, ma che la situazione interna per quanto riguarda questo aumento di tumori ai giovani è altamente drammatica. Dottor Ottuno, faccio due riflessioni. La prima su quello che lei ha raccontato, e le dico grazie, per capire che forse siamo anche fieri della sanità che abbiamo anche qua nel nord Italia, perché si va a morire in Svizzera ma ci si ricostruisce in Italia però, e soprattutto nel nord Italia. E questo la ringrazio, perché è una verità, abbiamo delle eccellenze. L'audio non è proprio dei migliori. Purtroppo è così, dottor Ottuno. Ecco, e non serve neppure più andare in America, perché veramente abbiamo delle eccellenze nel nostro territorio che dobbiamo dire veramente grazie. E la seconda è vero, dottor Ottuno, quello che lei dice, ma lei pensi ai messaggi che stanno arrivando? Allora, quella carne putrefatta che veniva messa in vendita cambiando le etichette, e chissà quanti ce la sono mangiata, e ancora c'è un silenzio totale su questo, nessuno riesce ad avere la trasparenza, ecco, e soprattutto la verità che dovrebbe avere, perché stiamo parlando di salute pubblica, non cosa da poco, a livello nazionale e non solo. E soprattutto questi ragazzi, io glielo dico perché loro mi raccontano che questi ragazzi che fanno sport, ginnastica, mangiano tanto pollo per rinvigorire i muscoli. Questo è quello che mi dicono loro, fanno la dieta con il pollo. Ecco, cosa vuole dire, dottor Ottuno? Prego. Non la sento. Allora, Semenzato, intanto che mettiamo il collegamento il dottor Ottuno, come ti risulta questa cosa che ha detto Mirella? Infatti il problema grosso è che appunto nelle palestre noi abbiamo avuto tanti ragazzi che vengono da noi abbiamo circa 30-40 maschi al mese che vengono a farsi i controlli al seno perché presentano dei nodi o degli addensamenti. Io vorrei fare anche un appello ai nutrizionisti, perché le proteine si possono trovare non solo nel pollo e nel tacchino, ma abbiamo anche le proteine vegetali che fanno bene, come i ceci, i piselli, le lenticchie e qualsiasi altra cosa che fa parte del campo dei legumi. Così anche le proteine possiamo trovare anche nelle uova e anche nel tonno. Per cui questa fissa di tanti nutrizionisti di dare una dieta immediatamente per quanto riguarda
il pollo e il tacchino sono altamente sbagliate. Ancora peggio è il rischio delle palestre. Infatti tanti allenatori sanno che pur consigliando il pollo e il tacchino, loro fanno una bella figura per la palestra. Noi abbiamo avuto per esempio l'anno scorso un ragazzo che è venuto da noi 21 anni con una massa sotto il capezzolo di quasi 4 centimetri, tanto che la mamma è anche svenuta quando è venuta da noi al centro, solamente vedere nel quadrico dopo questa massa scura. Il ragazzo era andato qui a Vicenza in una palestra a giugno con un unico sogno, aveva chiesto al suo allenatore di far sì di andare a Jesolo a luglio con i petti gonfi. Il che allenatore ha detto: vieni una volta alla settimana a fare allenamento, ma il ragazzo io sono anche libero, potrei anche venire 3-4 volte alla settimana. Cioè, basta una volta alla settimana, ma mi devi mangiare 1,5 kg di pollo alla settimana. Dopo 3 settimane questo ragazzo ha iniziato a sentire un prurito su un capezzolo la sera e alle 6 di mattina si è svegliato con un dolore terribile che per 3 giorni non riusciva neanche a calmarlo con 3 Brufen e 2 Aulin. Quindi questo dimostra in questi ragazzi cosa stiamo noi combinando. Alla fine, quando io l'ho visto, sembrava un cancro. Per fortuna, sottoponendo una cura di antinfiammatori, siamo riusciti, ma ben dopo un mese, a far sì che questa formazione si dimezzasse e siamo riusciti a ottobre, quindi da luglio a ottobre, a farla scomparire. Quella è una lesione che, se veniva trascurata, poteva dare un cancro. A 21 anni. Presidente Semenzato, come commentiamo quello che abbiamo visto e le parole del dottor Ottunno? Sentite cosa sentiamo stamattina, prego. Sono belle forti perché io ho 2 figlie. Le conoscevi? No, devo essere sincero, avevo sentito però non pensavo che fossero così importanti e impattanti, perché ripeto, sono stato colpito 2 volte perché avendo 2 figlie di 17, 13 anni, il pollo lo mangiano, perché io ho sempre detto, ma mangiamo pollo tante volte piuttosto che mangiare chissà che cosa, forse faceva meglio quel chissà che cosa. La bistecca famosa. Sì. Quindi sì. Ma allora, mi scusi dottor Ottunno, ma allora c'è abbastanza informazione, comunicazione corretta? Oppure dobbiamo avere la fortuna di guardare Sveglia Veneti, di incontrare il dottor Ottunno? Perché, come avete sentito, non è che ho parlato con l'ultimo della classe, che è il presidente Semenzato della Croce Rossa, ma neanche lui sapeva di questa cosa. Ma allora anche negli ospedali ci vuole più informazione, dottor Ottunno? In realtà la cosa importante è comunicare. Purtroppo queste comunicazioni mancano anche nelle scuole. Noi, Mirella, il problema che stiamo avendo nel campo della mammella è quindi un aumento enorme, ma soprattutto l'abbassamento dell'età che ci preoccupa enormemente, è dovuta sia a questa alimentazione ormonale, ma anche, l'avevo accennato anche la volta scorsa, e sta aumentando sempre di più questo pericolo, l'uso della pillola del giorno dopo nelle minorenni. 3-4 anni fa è stato liberalizzato questo uso, per queste ragazze una volta dovevano andare con i genitori nei consultori e negli ospedali per poter avere questa pillola e trovavano un ginecologo, un esperto sanitario, un'ostetrica che gli spiegava benissimo che gliela dava, ma quali erano i pericoli e che non doveva ripetersi possibilmente. Invece adesso queste ragazze le prendo su Amazon, per cui mi spiega lei, se su Amazon vanno a prendere anche il vestito, il profumo, e più di qualcuna quando è arrivata da me, 25 anni, con un cancro di 7 centimetri, era arrabbiatissima perché diceva che nessuno, né il ginecologo, né il medico di base, nessun altro, le aveva spiegato che in quel momento che lei si prendeva questa pillola del giorno dopo, sul suo seno arriva una bomba di ormoni equivalente a 3 mesi di pillola anticoncezionale. Tanto io dico spesso, anche alle mamme o alle ragazze, se mai prendete una pillola anticoncezionale a bassissimo dosaggio, fatevi i controlli al seno e in questa maniera siete tranquilli, anziché rischiare, come è successo a qualcuna che ha avuto un cancro a 23 anni, perché con l'aiuto del ragazzo l'aveva presa per 3 mesi consecutivi. Dopo 3 mesi consecutivi è arrivata da noi con un cancro al seno, a 23 anni. Ma dottor Ottunno, mi scusi, allora parliamo del pollo, del tacchino e nessuno o pochissimi sanno. Parliamo della pillola e pochissimi lo sanno. Ma allora, come dice lei, dove li troviamo questi ragazzi? Nelle scuole?
Allora, io direi che veramente sarebbe il caso di iniziare anche magari tramite la Croce Rossa che abbiamo qui presente, di informare, di fare, perché è una commozione importantissima. Semenzato, come facciamo per riuscire ad arrivare a questi ragazzi? Perché non lo sanno, vanno in palestra e dice mangiare un chilo e mezzo di pollo, va dal ginecologo e dà la pillola, oppure se la prendono su internet, tanto la vendono, vuol dire che la posso prendere e acquistare. Prego, Semenzato. No, effettivamente quello che ci ha detto il dottor Turno è angosciante, cioè è preoccupante, perché riuscire a trovare i farmaci su Amazon penso che no, non va, perché effettivamente dopo arriva la ragazza disperata per cercare di ripianare quello che lei effettivamente non sapeva, perché magari semplicemente clicca su Amazon, paga, gli arriva il farmaco e lei è a posto. Invece bisogna spiegare esattamente come funzionano questi farmaci. Su questo comunque Croce Rossa, con i giovani di Croce Rossa principalmente, perché se io vado a spiegare in una classe che cosa bisogna fare attenzione quando si prendono i farmaci o altro, magari un po' anche mi ridono dietro, anche per l'età, perché potrei essere anche suo nonno, però i giovani hanno un impatto ben diverso, e sicuramente io oggi porto a casa due cose che porterò ai giovani del Comitato di Venezia e non solo: quella di, quando vanno nelle scuole, di parlare anche del rischio che può esserci col pollo, ma soprattutto anche della pillola anticoncezionale, perché penso che questa sia veramente deleteria. Io ero ancora convinto che ci servisse la ricetta per poter prendere la pillola. Quante cose non sappiamo, esatto. Semenzato. È vero. Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. Mi riferisco al discorso fatto 10 minuti fa riguardo ai senza tetto, eccetera. Allora, a 22 anni, dopo il licenziamento, che lavoravo da 4 anni, sono stata 2 mesi in America, e davanti a casa del nostro amico che mi ospitava, erano 2 persone, c'era un dormitorio per senza tetto, dove dormiva anche fuori, se non c'era posto, sui cartoni. E dopo era controlli di polizia, queste cose qua. La città è San Francisco, ha un isolato 2 più in giù di Market Street. Ecco, poi non so mica cosa sta a operare, siamo andati anche al Children Hospital, che ogni città in America ha un Children Hospital, che si operava una gamba. E c'erano i bambini che giocavano, insomma, 2-3 anni, vestiti col camice bianco come il dottore oncologo adesso. Ecco, la sera prima di partire me la portava a vedere il murales di Diego Rivera, muralista messicano, e era tutte scene di vita sui campi, una cosa bellissima. Grazie Mirella, ciao, buona giornata. Grazie a te cara Paola, grazie anche delle informazioni che ci hai dato. Vedete, ecco quante cose non sappiamo, e che grazie anche a queste telefonate riusciamo a sapere. Allora andiamo a vedere il secondo video che ha mandato il dottor Ottunno, questa macchina multifunzione. Poi abbiamo l'elastosonografia. Questa è l'elastosonografia. Qui eventualmente troviamo il nodo, questo invece ci permette di valutare quel nodo secondo la presenza dei colori, se è un nodo sospetto oppure no. I colori che indicano, questa è la scala dei colori, i colori che indicano la benignità all'interno di un nodo sono questi: blu, verde e giallo. Se invece abbiamo il rosso, tipo questo colore, vuol dire che quel nodo sta diventando un nodo duro e quindi inizia a essere sospetto. Se troviamo invece il nero, come questo colore, vuol dire che quel nodo è già un cancro. Ultima cosa, abbiamo l'intelligenza artificiale.
Se noi troviamo una patologia, un nodo, chiediamo all'intelligenza artificiale una sua diagnosi. Questo circonda il nodo e ci dice qui se è benigno o maligno. Lui si basa sempre sul forse, perché lascia a noi la definizione finale. Quindi ci dà una definizione di forse benigno o una definizione di forse maligno. E alla fine l'intelligenza artificiale ci lascia un referto. Quindi abbiamo la forma del nodo, i margini e ci fa appunto la diagnosi. Ultima applicazione di questa macchina è l'intelligenza artificiale live. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo, questo sono io, il primo operatore, questo invece è l'assistente virtuale. Mentre io eseguo l'esame, se l'assistente virtuale vede una zona un po' anomala, mi avvisa, io mi fermo sulla formazione e cerchiamo di capire se quella formazione è una formazione benigna oppure maligna e ci dà il referto. Con questi esami noi siamo certi che la paziente che si avvicina al nostro centro senologico esce da questo studio con una diagnosi, facendo degli esami, come vedete, che sono tutti esami senza radiazioni, sono con gli ultrasuoni, esami non invasivi. Allora, dottor Ottunno, prego, a lei il commento. Sì, questi appunto, vede Mirella, sono esami importanti perché sono esami non invasivi. Noi spesso ci chiedono come mai al nostro centro arrivano tante ragazze. Noi voglio ricordare che le prime visite le facciamo ai 18 anni, proprio quei discorsi dicevamo prima, chi è che informa, fa comunicazione a queste ragazze? Noi quando arrivano usiamo sia il fatto che hanno 18 anni per la prima visita senologica, ma anche per dare tutte queste informazioni sull'alimentazione, sull'uso dell'alcol, sull'uso della pillola il giorno dopo, sulla pillola anticoncezionale, in modo che queste ragazze, e ci accorgiamo perché quando lo diciamo sembra che casco dalle nuvole, nessuno gli ha mai detto niente, neanche il ginecologo, e quindi a questo punto qua noi sfruttiamo questa età proprio per dare queste informazioni, che noi diciamo sempre che il tumore della mammella è un tumore ormone dipendente. Cosa vuol dire? Che dipende dagli ormoni estrogeni e progesterone. Se noi introduciamo questi ormoni possiamo fare i controlli tutti i giorni, prima o poi purtroppo la macchina ci darà una brutta notizia. Quindi la prima cosa da fare è cercare di eliminare le cause. Eliminando oppure diminuendo le cause abbiamo una buona possibilità di arrivare avanti senza andare, dico, sotto i ferri, senza fare l'intervento chirurgico. Infatti voglio anche informare che con il nostro centro senologico personalizzato noi abbiamo le prime visite dove ultimamente stiamo avendo tantissimi pazienti che arrivano con tumori enormi, 7, 8, 10 centimetri, sembrano i numeri dell'aeroporto, cioè cose pazzesche che vedevamo 41 anni fa. Questo cosa ci fa preoccupare? Che però 41 anni fa, mi ricordo in una cena, io e Veronesi, dicevo ma come mai vediamo tutti questi tumori enormi? Bisogna fare prevenzione. 41 anni fa era normale perché la prevenzione non si faceva. Ma adesso con tutte le pubblicità che si fanno sui mass media, prevenzione di qua, prevenzione di là, avere questi tumori enormi vuol dire che la gente o è fatalista o si dà poche informazioni ancora oppure c'è poca comunicazione, perché è importante in questi casi nel campo oncologico la comunicazione. Noi spesso ci chiedono i giornalisti come mai, dottore, i screening vengono disertati, come mai la gente si presenta poco agli screening, perché la gente in questo campo, che è quello oncologico, che è un campo molto delicato, ha bisogno di avere un punto di riferimento, ha bisogno di avere un punto di riferimento in modo da sentirsi protetti. Noi con il nostro personalizzato, con il nostro centro personalizzato, lo sanno chi trovano sempre, sanno che hanno un unico punto, una persona che li protegge anche nel caso del bisogno, e in questa maniera qui loro si presentano molto spesso anche ben contente e senza l'ansia della prima visita. Invece il fatto che in altri centri non sanno quale medico trovare, non sanno quale esame viene fatto, questo crea ansia.
Se vogliamo risolvere veramente il problema del cancro, dobbiamo cercare di fare questo discorso personalizzato, far sì che la gente abbiano dei punti di riferimenti, che nel caso di bisogno sanno a chi rivolgersi. Dottor Ottunno, noi infatti cerchiamo di non fare allarmismo, ma cercare di fare prevenzione. E questo è il nostro ruolo, fare prevenzione, far capire l'importanza di esperti che ci dicono anche quello che si deve e non si dovrebbe fare, però giustamente le informazioni che arrivano, dottor Ottunno, ecco, non sono così facili da capire e soprattutto da apprendere, ma io non devo essere fortunata a conoscere il dottor Ottunno o essere su quella scuola, io lo dico sempre, dottor Ottunno, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, cioè pago le tasse, pago la sanità, mettimi anche al corrente di quello che succede. Semenzato. No, concordo appieno con quello che stai dicendo, effettivamente la prevenzione la si fa perché si è informati, ma purtroppo, da come ci ha detto anche il dottore, non mi sembra che siamo stati tanto informati. Ti dicevo prima che sì, effettivamente anch'io ho 2 figlie, quindi mi ha fatto specie sentire il discorso dove alla fine io a volte, tante volte la sera, per anche semplicità, dai, mangiamo un petto di pollo ai ferri che fa bene. Non fa proprio così tanto bene. Visto allora anche... andiamo a vedere anche queste immagini della Croce Rossa di Venezia che ha portato Marco Semenzato, poi le spieghiamo, vediamo le immagini per capire l'importanza di questa Croce Rossa che ormai anche a livello nazionale, non solo internazionale e mondiale, si sente dappertutto. Certo. Ecco, questa è una protezione civile vera e propria, anche questa. Prego, fatti entrate nella protezione civile o sbaglio, Semenzato? Cosa succederà allora? Succederà che di Croce Rossa, come anche tutte le altre associazioni, senza nulla togliere alle altre associazioni, certo. Io sono sempre stato di questo avviso e purtroppo se ne avrà sempre più bisogno, sia dal punto di vista sanitario, che può anche riguardare il semplice trasporto o altro, perché comunque la nostra popolazione... Qui cosa stiamo vedendo? Noi qui stiamo vedendo il trasferimento dell'idroambulanza che porta un paziente verso casa. In questo caso c'è già un nostro operatore giù che stava attendendo. Avete capito adesso cos'è l'idroambulanza? L'idroambulanza è un'ambulanza d'acqua, è come vedere i taxi d'acqua modificati naturalmente per poter tenere al suo interno. Adesso in quanto importante è questo mezzo, Semenzato? È fondamentale, soprattutto per soccorso e tutto, tenendo presente che poi non è come l'ambulanza che arriva sotto casa, come dicevi giustamente prima tu, vedo l'ambulanza, c'è qualcuno che sta male. L'idroambulanza non arriva sotto casa perché è vincolata dai canali, è vincolata dall'alta marea, dalla bassa marea, e a volte i nostri operatori fanno anche 500-600 metri per poter raggiungere la persona che in quel momento ha bisogno. Molto importante. Ecco, i giovani come sono questi giovani che si rivolgono a voi? Ecco, perché io vedo dei giovani che vogliono imparare, vogliono conoscere, essere intrigati, anche questa manualità che voi fate subito fare a questi ragazzi, perciò veramente loro si sentono intrigati. Prego. No, effettivamente i giovani anche a livello nazionale sono considerati non il presente, ma sono considerati il presente e il futuro della nostra associazione. Se ci pensiamo bene, effettivamente anch'io quando sono entrato in Croce Rossa, che avevo 23 anni, adesso ho 57, ho fatto un po' di carriera, proprio ieri sono entrato in Croce Rossa, la mia fortuna è stata quella di avere dei volontari che erano pensionati, una volta erano fortunati perché erano pensionati a 50 anni, adesso io gli ho già superato questa attacca e naturalmente dovrò stare al lavoro ancora qualche anno. Però quello che mi hanno insegnato loro e mi hanno seguito, naturalmente lasciano anche sbagliare, perché solo sbagliando si impara e solo chi lavora sbaglia, perché altrimenti gli altri sono bravi solo a chiacchierare. E in Croce Rossa da questo punto di vista sicuramente stiamo cercando di portare avanti questa cultura del volontario e dare lo spazio a tutti, soprattutto i giovani, perché possono essere, anzi non possono essere, devono essere le linee guida del futuro della nostra associazione. Assunta da Venezia, vai Assunta. Buongiorno. Buongiorno Assunta. Un po' fuori, ma ho visto il filmato L'uccisione di Francesco Favaretto. Sì. Tremendo. Quello che ho visto è tremendo. Spero che gli avvocati
in generale parlo, non abbiano più il coraggio di chiedere clemenza per quegli giovani che l'hanno massacrato, ucciso, pestato, tagliato, accoltellato. Chiedo scusa se sono alterata, ma ha fatto una morte terribile. Lui non ha attaccato nessuno, era fermo appoggiato su una ringhiera, aveva i suoi, perché anche lui, non voglio difese per nessuno, ma come si sono avvicinati è una cosa orrenda. Io spero proprio che nessun avvocato abbia il coraggio di difenderli oltre il possibile. Hanno diritto anche loro a una difesa, ma non di essere clementi. La madre sta morendo. Avete capito? Gira per il paese come una sonambola e spero tanto che non abbia visto quel film, perché altrimenti è la sua fine vera e propria. Scusate, avvocati, pietà va bene per chi ha fatto questo, ma non esclusione della pena. Devono pagare, pagare e pagare. Hanno distrutto 5 famiglie. E pazienza chi c'era con lui, che non siamo riusciti a proteggerlo. Ma la madre gira con un cane per il paese. Avete capito a cosa si è ridotta? La disperazione a cosa porta? E deve sentire che un avvocato va in televisione a difenderli. Potevano fare a meno di far vedere il filmato, perlomeno arrabbiato. Scusatemi e scusatemi. E di cosa devo Mirella, scusarti? Hai espresso la tua opinione su quello che hai visto. Io sfortunatamente o fortunatamente ho cercato, sai Assunta, di avvicinare questa mamma. Lei mi ha detto: Mirella, non ce la faccio, mi è sfuggita, ho presa per mano, ma ha detto: lasciami andare, non ce la faccio Mirella, perché la conosco, Assunta, e so quelle tue parole cosa vogliono dire, cosa ha provato questa mamma. Ecco, forse bisognava intervenire molto prima, aiutare questa donna sola con questo ragazzo, fin da bambino, da piccoli, e soprattutto questo nemico terribile che è la droga. Si bevono il cervello, diventano veramente dei piccoli mostri. Come dice giustamente Assunta, non devi assolutamente scusarti, e noi siamo vicini a questa donna, non so neanch'io come raggiungerla. Assunta, se tu riesci veramente, se sai come posso fare, lei mi conosce, ti dico, e ti ripeto che ho cercato di avvicinarla, ma come faccio se uno non vuole essere aiutato? Cosa devo fare? Cioè, non posso fare quello. Ecco, giustamente Flavia Petrin prima diceva, presidente dell'Aido, è una scelta, ognuno deve fare la propria scelta, perciò Assunta, se tu hai piacere o riesci a farmi il collegamento, io più che volentieri cercherò di aiutarla, ma come ripeto l'ho provato ma non ci sono riuscita. Allora, dottor Ottunno, come ci saluta? Tu hai piacere o riesci a farmi il collegamento, io più che volentieri cercherò di aiutarla, ma come ripeto l'ho provato ma non ci sono riuscita. Allora, dottor Ottunno, come... Sì. Allora, niente, io volevo anche affermare che non bisogna fare terrorismo. Io spero oggi di non aver fatto terrorismo, ma soprattutto di aver aperto gli occhi, che purtroppo siamo noi che poi vediamo queste ragazze, queste persone anche adulte, che quando arrivano, e purtroppo con queste neoplasie importanti, loro intanto speravano che non capitasse a loro. Infatti spesso la domanda io dico: ma come hanno fatto questa prevenzione, come ha fatto questo? Pensavo che capitasse alla mia amica, pensavo che capitasse alla mia parente, però loro vorrebbero in quel caso lì tornare indietro, come un film, vuole fare play, insomma, purtroppo in quel momento lì noi non possiamo, li aiutiamo, li teniamo su di morale, ma non possiamo tornare indietro. Allora per questo io cerco di far sì che dobbiamo cercare in tutti i modi, e con la cooperazione di tutti, e quindi questa trasmissione vostra sicuramente sarà molto molto utile, quella di aprire gli occhi a queste persone. Poi io dico sempre ai nostri pazienti: voi ditelo in giro, poi entra da un orecchio, esce dall'altro, vi sentite in difficoltà con rimorso di non averlo detto. Importante oggi fare quella comunicazione che purtroppo si fa pochissimo nelle scuole. Noi anni fa abbiamo fatto per 11 anni in tutti i licei di Vicenza, con Piero Ancela, quindi con Roberto Veronesi, una prevenzione ai licei.
e abbiamo salvato tante vite umane, perché tanti ragazzi e tante ragazze non sapevano alcune informazioni. Si dovrebbe ritornare a questo sicuramente, però ecco, intanto comunicazione e anche i mass media devono cercare di dare queste informazioni importanti affinché queste ragazze vengano sempre più informate. Allora sentiamo Anna Maria da Marghera, poi andiamo in pubblicità. Saluto il dottor Rotunno di essere stato con noi. Vai Anna Maria. Ciao, ascoltami, io sto seguendo la tua trasmissione, la seguo. Pronto? Pronto? Sì, prego Anna Maria. Io guardo sempre la tua trasmissione e praticamente il signore che ha parlato prima mi ha anticipato dicendo che bisognerebbe informare più spesso sti ragazzi fin dalle scuole a cosa vanno incontro per quanto riguarda il fattore droga. Pronto? Sì, ti sentiamo bene Anna Maria. Va bene, grazie Anna Maria, è vero l'informazione, il problema è che oltre all'informazione ci vogliono anche le famiglie che seguono questi ragazzi, se no non ne andiamo fuori, la scuola deve fare la scuola, ecco, però tutti quanti assieme dobbiamo fare squadra perché da soli non si andrà da nessuna parte. Grazie veramente, grazie al dottor Luca Rotunno, presidente associazione Linfa, chirurgo senologo del pronto soccorso oncologico di Vicenza, di essere stato con noi. Grazie dottor Rotunno, mentre Marco Semenzato rimane ancora con noi. Pubblicità. Buongiorno, noi siamo comunità ANFAS di Mestre, comunità Nuova Cipressina. Siamo venuti a trovarvi, a passare in compagnia una bella giornata e siamo tutti felici. È una cosa importantissima perché li fa stare molto bene, li dà una soddisfazione. L'animale rassicura? Sì, li fa una qualità di vita migliore, allora passano le giornate più serenamente, sono molto contenti. E anche noi, è la prima volta che vedono comunque questi animali, che noi abbiamo comunque l'attività di ipoterapia con i cavalli, comunque sono già pratici loro, però gli animali di questo tipo vedono per la prima volta e anche noi veramente. Ragazzi, vi sono piaciuti gli animali? Tanto. Dai, Daniele. Tanto. Tantissimo. Daniela, dai, di 2 parole. Sembra una favola qua, con tutte le fatine. Ecco, la Daniela ha detto che è una favola, quindi è una nostra portavoce. Laura, tu? Cosa dici? Bene. Bene, ecco. Sei contenta? Sì, tanto. Tantissimo. Saluto e ringrazio Federica Zanier, titolare fattoria didattica Le Noghere di Villorba. Grazie Federica di essere qui questa mattina, complimenti per questi meravigliosi animali. Infatti anche Marco Semenzato, che è presidente del Comitato Croce Rossa di Venezia, ecco, ha detto che belli che sono. Poi vuole farti anche una domanda: come stai Federica, cosa ci racconti con questi bellissimi animali? Grazie Mirella e vi ringrazio dell'ospitalità. Tutto bene, grazie. Mi fa piacere rivedervi. Ascolta, cosa hai fatto? Ecco, come hai chiuso il 2025? Tu so che sei molto attiva anche nelle scuole, vengono da te anche a fare questi percorsi, sempre specialmente poi con i centri estivi. Fra poco ci saremo. Prego Federica. Ci stiamo preparando, mi sto preparando, diciamo che dal 1° aprile iniziamo l'attività con le scuole, quindi l'interazione diretta con gli animali, cosa che facciamo già a livello di privato, ma che appunto col periodo delle gite, aprile, maggio e la prima settimana di giugno, chiaramente arrivano insieme alle scolaresche, alle maestre e tutta una serie insomma di attività che si fanno proprio legate alla scuola. È andato bene il 2025, noi come tu ben sai non facciamo solo questo, ma abbiamo anche tutta un'attività legata a quella che è la produzione appunto dei nostri alpaca, perché gli alpaca si allevano per il loro pelo e il loro pelo è veramente fantastico.
Semenzato, conoscevi questa realtà e che domanda volevi fare a Federica? No, era una curiosità perché io sapevo che sputavano, ma mi sta confermando che non è così, quindi alzo le mani e ammetto tutta la mia ignoranza in questo, però effettivamente chiedo conferma del fatto che questi animali che sono splendidi, perché effettivamente sono splendidi. Bellissimi veramente. Prego Federica. Allora, diciamo che l'alpaca vive nell'illusione che non sputi. Ne è molto famoso il lama. In realtà tra i due l'alpaca è quello che sputa di più, proprio per la sua dimensione, anche un po' per questo poco coraggio che lui ha, quindi di essere un animale molto pauroso. Il vivere in gregge è proprio finalizzato a questo, cioè non posso stare da solo. Mentre ecco, il lama, di cui tutti sanno sputare, in realtà è un animale molto più riservato, molto più distaccato, e quindi è più difficile trovare un'occasione dove questo sputi, a meno che appunto non si vada ad invadere il suo territorio, ad invadere il suo spazio, quindi bisogna proprio cercarsela, ecco. Con gli alpaca non serve cercarla tanto, nel senso che basta mettersi un po' in mezzo e magari tra di loro stanno litigando e per sbaglio lo si prende, insomma. Però se stanno litigando, infatti a Villa Margherita io non li ho visti così nervosi, forse i bambini... No. È vero? No, beh, lì in quel contesto chiaramente loro ormai per quanto mi riguarda sono abituati a stare in un contesto pubblico, ad avere sempre persone intorno, quindi ad essere interattivi, e sanno qual è il nostro ruolo, qual è il nostro ruolo sostanzialmente, per cui sanno benissimo che non siamo un pericolo, sanno benissimo che siamo dei fruitori di cibo, e quindi a maggior ragione tenerci, come si suol dire, in buone grazie gli è più che comodo. Federica, tu hai detto una cosa importante, questo pelo meraviglioso, che noi vediamo buttare via il pelo della pecora, ormai nessuno vuole più niente, mentre tu stai cercando di far capire l'importanza di questo pelo, un pelo meraviglioso. Io veramente ricordo quando tu hai fatto l'esposizione, queste sciarpe, quindi una morbidezza unica. Prego Federica, perciò hai creato un lavoro sul lavoro. Sì, certo, diciamo che ormai da qualche anno chiudiamo interamente la filiera, quindi vuol dire riuscire a realizzare del filato con le ragazze che vedete qua dietro. Quindi abbiamo anche l'opportunità di utilizzare effettivamente il colore naturale dell'animale senza la necessità di tingere. In più questa fibra è poco conosciuta qui nel nostro territorio, ma è una fibra molto particolare perché è composta da cheratina e non da lanolina, perciò non crea reazioni allergiche, cutanee, quindi non dà fastidio quando la si indossa. Ecco, ed è per questo anche che dicono che sia molto adatta ai bambini. E poi nel percorso abbiamo scoperto tantissime cose, perché non ci siamo fermati solo alla produzione, quindi al berretto, alla sciarpa, al maglione e via dicendo, ma tantissimi anche prodotti correlati. La cheratina è fantastica perché noi ne siamo composti, dal loro pelo ne viene estratta e viene utilizzata anche questa, quindi praticamente non si butta via nulla, il cerchio si chiude proprio utilizzando fino all'ultimo pelo che loro ci danno a disposizione. Con la cheratina cosa realizziamo? Shampoo, creme, saponi, burro cacao, quindi tutta una serie di prodotti cosmetici che aiutano tantissimo, specialmente chi è molto sensibile. Abbiamo Tamara da Lancenigo, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, devo farti due domande ai tuoi ospiti. Uno, allora io avrei piacere di far parte della Croce Rossa perché io sono una che piace fare volontariato. Volevo sapere come devo entrare per far parte della Croce Rossa. La seconda cosa, volevo chiederti una cosa, perché non fate più attività a Villa Margherita? Perché a me piace tanto stare all'aperto con gli animali, con i lama, con i cavalli,
anche se io avevo paura, quando ho fatto ipoterapia, io avevo paura dei cavalli, e da là, quando l'insegnante mi hanno aiutato a salire, mi sono rilassata moltissimo, mi è piaciuto tantissimo. Spero, Mirella, che le riparti ancora con l'ipoterapia oppure con altri animali. Grazie, Mirella, aspetto una tua risposta. Che ci hanno mandato via, Tatiana. Quello è il problema, devono ancora scrivermi il perché, però non ci siamo più, questa è la verità, e spero che qualcuno prima o poi scriva, perché è anche giusto rispondere, visto che i progetti sono stati presentati. Però quello che volevo anche capire, come fare a iscriversi alla Croce Rossa? Intanto grazie della domanda, perché a volte purtroppo come Croce Rossa, o anch'io personalmente do per scontato che si sappia, invece non è così. E semplicemente Croce Rossa ha un portale dove si entra su Gaia, si chiama Gaia, quindi sarebbe www.gaia.cri.it, si entra in questo portale, si lascia nome e cognome, si inserisce il codice fiscale, si inserisce un documento di riconoscimento, e poi man mano che partono i corsi nel territorio, quindi adesso non so da dove arriva qui da noi. Ecco, qui da voi, mutuamente dal Comitato di Treviso, il primo corso che parte nelle sue vicinanze gli arriva la comunicazione. Se abitava a Venezia, mutuamente era da Venezia che arrivava la comunicazione dell'inizio del corso, e basta solo attendere. Questa è la cosa che viene chiesta per poter diventare volontari di Croce Rossa, e dopo si apre un mondo, insomma. Ecco, perciò hai capito, e se no mi chiami e ti darò dei numeri, sì, visto certo, che li ho, dove tu puoi chiamare e sentire come fare. Andiamo a vedere anche questo video alpaca, andiamo a vedere. Questi sono gli alpaca. E no, non sono lama. Voi la sapete la differenza? Sono originari del Sud America e sono animali estremamente tranquilli e curiosi. Amano vivere in gruppo e osservano sempre prima di avvicinarsi. Non sono aggressivi, non mordono, anche perché non hanno i denti per farlo. Molti li confondono con i lama, ma gli alpaca sono più rotondi. Hanno un muso più corto e peloso. La loro fibra è la più pregiata, soffice, anallergica e la più calda al mondo. Qui in fattoria li seguiamo ogni giorno con rispetto. Per noi non sono solo animali, sono parte della famiglia, e se vuoi conoscerli davvero ti aspetto. Allora, Federica, molto bello, e sono veramente bellissimi, guardi, dal vivo, guardate, sono fantastici. Poi come li tiene Federica, una cosa meravigliosa. Io mi ricordo l'ultima volta sei stata qua, eri molto arrabbiata con la burocrazia. Vedi quanto è cambiamento, cosa vuoi dire, Federica? Qualche cambiamento no, non mi pare che sia cambiato nulla. Cerchiamo di prenderla con filosofia e di continuare il nostro lavoro nel modo migliore possibile. Cos'è che ti dà più fastidio, Federica? Quello che trovi veramente che dovrebbe essere eliminato? Cioè dovremmo essere più agevolati, diciamo, anche nel mondo del volontariato, perché comincia a diventare veramente una spina nel fianco questa burocrazia. Prego. Beh sì, certo, a volte è dura fare del bene perché si hanno veramente tanti ostacoli di fronte. Diventa tutto difficile, si inizia magari anche solo compilando un documento e poi cominciano ad essercene altri 10, quindi a volte uno perde la speranza e non persegue più quell'obiettivo. È un peccato. Senti Federica, tu fai anche la messa in prova o no? Appunto con questi ragazzi, queste persone difficili che hanno sbagliato? Allora, dipende dal periodo. Adesso prossimamente accoglierò un ragazzo una volta alla settimana e ci auguriamo sempre, insomma, che sia di buon aiuto, ecco, quello che... Guarda, io la che faccio, qui, Federica, insomma, ti posso assicurare che veramente sono molto bravi, sanno che il percorso lo devono fare seriamente, qua non ci piove, però guarda e vedrai, te lo dice Mirella, che sarà un grande aiuto anche per te. Ecco, cerca di fargli capire bene che bisogna lavorare, non bisogna venire là tanto per fare la passeggiata. Ecco, e vedrai che sarai aiutata, perché veramente tu hai bisogno, ma loro hanno bisogno, in tutti e due vedrai che ce la farai. Io mi trovo veramente bene, Federica, e devo dire grazie anche a questi aiuti, perché veramente sono aiuti importanti. Semenzato, come ci salutiamo? Ormai siamo quasi in chiusura, cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Sicuramente una cosa che dovrebbero aiutare
per il volontariato principalmente è sburocratizzare, perché il comitato per esempio di Venezia ho la fortuna di avere del personale amministrativo che gestisce tutto, ma veramente ogni volta che vado dentro c'è una carta da fare, non è... Cioè, bisogna semplificare più che sburocratizzare, semplificare le cose, perché in realtà ce ne sono tantissime che magari a un certo punto magari si fermano perché per le troppe carte che ci sono. Non è che stanno esagerando proprio col mondo del volontariato, quello che li ha sostenuti anche durante la pandemia, che li sostiene sempre in tutte le circostanze, non è che hanno alzato un po' troppo l'asticella? Ma io dico che comunque, almeno sul territorio di Venezia, non posso parlare, certo, perché sai che io non ho... Allora, dalla parte delle istituzioni comunque ho sempre trovato la disponibilità, anzi è aumentata la disponibilità dopo che hanno scoperto cosa fa Croce Rossa, soprattutto con gli invisibili. Quello che il problema è molto è legato al livello amministrativo nazionale, ma non solo per il volontariato, anche per il mondo del lavoro. Un'azienda che deve aprire o qualsiasi cosa ha migliaia di carte da preparare, giuste, però forse sì, da rivederle nella semplificazione, ecco, mettiamola così. Sì, perché veramente è un momento veramente cruciale. Io sono molto, veramente preoccupata per tante realtà che ci stanno lasciando, veramente, guardate che ne abbiamo diverse che stanno lasciando il mondo, perché non riescono a strutturarsi, non c'è niente da fare con i costi che ha, perché bisogna dire che ha dei costi e ristrutturarsi, non è che siano gratis. Allora andiamo a vedere, sentire cosa ha detto invece il nuovo presidente della regione Alberto Stefani in occasione della festa della donna, anzi la giornata della donna direi io. Andiamo a sentire. Bravo. Sono la vera infrastruttura del nostro territorio e devo dire che dove ci sono donne amministratrici venete c'è qualità amministrativa, c'è competenza, c'è soprattutto determinazione. Che è quella che Circondato da donne amministratrici, nella giornata dell'8 marzo il presidente della Regione Veneto Stefani ricorda l'importanza dell'impegno delle donne in politica ed estende un messaggio a tutte le donne del Veneto illustrando quello che sarà l'impegno della Regione, soprattutto nel welfare, per superare quel divario di genere che ancora è presente ed ancora impedisce alle donne, in politica come nel mondo del lavoro, di eguagliare gli uomini. Noi metteremo a disposizione 6 milioni di euro già con il prossimo bilancio e soprattutto la mia ferma intenzione è realizzare un ente strumentale, Veneto Welfare, che già esiste, ma mi piacerebbe renderlo un ente strumentale autonomo, soprattutto alla luce della prossima capacità della nostra regione di poter incamerare anche la competenza sulla previdenza complementare integrativa e far sì che questo ente strumentale possa garantire un accompagnamento delle nostre piccole e medie imprese nelle politiche di welfare. Oggi uno dei maggiori fattori di attrattività delle imprese è il welfare aziendale, la capacità di conciliare vita e lavoro anche per i più giovani, e quindi riuscire a potenziare questi aspetti significa avere una maggiore attrattività del nostro territorio. Allora, Federica Zanier, cosa vuoi dire al nuovo presidente della regione Alberto Stefani, così vicino sembra il mondo del volontariato, del sociale, almeno si è aperto così, ecco, ha aperto questo nuovo incarico parlando molto di sociale, della sua vicinanza. Prego Federica. Gli auguro un buon lavoro, questo senza dubbio, e spero che riesca effettivamente a realizzare quanto ha detto. Tanto di cappello se riesce insomma ad arrivare a veramente realizzare quello che dice. Come ci saluti Federico? Ormai siamo in chiusura, ecco, con quale messaggio, cosa vuoi dire, prossimamente cosa farai? Prima mi chiedevi di centro estivo, per cui sappiamo bene che la chiusura delle scuole si avvicina e di conseguenza noi apriamo. Parlo per me, ma un po' per tutte quante le fattorie didattiche del territorio, che dalla fine della scuola fino poi alla riapertura a settembre della scuola siamo a disposizione insomma di tutti i bimbi e di tutti i genitori che ne hanno necessità. E come ci saluti? Con quale messaggio? Come saluti i nostri telespettatori e telespettatrici? Ringrazio a tutti della partecipazione, ringrazio a te Mirella per avermi contattato e spero insomma di rivedervi presto.
Grazie a Federica Zanier, titolare Fattoria Didattica Le Nogari di Villorba, andate a visitare, è bellissima veramente. Allora chiudiamo anche con le immagini di questi alpaca sentendo il saluto del nostro Semenzato. Come ci saluti Semenzato guardando intanto... queste immagini bellissime che abbiamo proprio grazie a Federica di questi animali meravigliosi. Questi alpaca, eccoli qua, guardate, a Villa Margherita. Prego Semenzato. Mirella, no, io devo ringraziare te soprattutto per l'opportunità che hai dato anche alla Croce Rossa Italiana di essere ascoltata dai veneti in questo caso. Però il messaggio che voglio lasciare è che uno dei nostri principi fondamentali è l'umanità. Siamo umani, possiamo sbagliare, dobbiamo sbagliare, come ti dicevo prima anche con i giovani e tutto, però ecco, l'umanità, quando siamo fuori cerchiamo di essere umani, perché questa è la cosa più bella che possiamo fare. Grazie veramente, grazie anche a Marco Semenzato, Presidente Comitato Croce Rossa Italiana di Venezia, che è stato con noi anche per l'informazione, soprattutto avete capito l'importanza anche di questa idrocroce rossa. Ecco che uno diceva ma cos'è sta idro? L'avete anche vista l'importanza di essere nel pezzo per aiutare le persone in difficoltà, che sono veramente tante, o mi sbaglio Semenzato? Sono tante, ma Venezia soprattutto è più che altro legato anche alle persone che sono anziane e quindi hanno bisogno di un aiuto che va oltre a quello che è il semplice aiuto che si può dare nel territorio. È diverso, aiutare Venezia... Anche la solitudine, riuscire anche ad arrivare a queste persone in grande difficoltà, con molti acciacchi, perché non è mica facile a spostarsi a Venezia, a parte che ormai abbiamo pochi residenti, perché sì, però, come vedi la situazione? Un minuto? Speriamo che i giovani ripopolino Venezia. È l'unica speranza che possiamo avere per dargli un futuro che non sia di diventare solo un posto dove andare a fare le vacanze o andare a vedere Venezia per tutti gli stranieri, ma anche gli italiani, perché altrimenti sì, effettivamente questo è l'indirizzo. Grazie veramente, grazie a Marco Semenzato, ancora a Federica Zanieri. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Siamo in un paesino vicino a Treviso. Entriamo in casa di Maurizio e di Sofia. Ciao Sofia. Sì, è brava lei. Ciao amore. Mi dai un bacino? Come va? Tu mi hai detto una cosa molto bella l'altra sera in televisione. Cosa mi hai detto? Che la mamma sta per ritornare a casa. Che la tua mamma sta per ritornare a casa. Te l'ha promesso? Sì. Ci credi? Sì. Come si chiama la tua mamma? Elena. Allora fai un appello a Elena. Dai, cosa vuoi dire alla tua mamma? Che gli voglio tanto bene e basta. Ho adesso il sfratto, ho la bambina da mantenere, non ho più nessuno che mi aiuta, solo Retta Veneta adesso mi aiuta. Questo è l'esempio classico di due persone che sarebbero assolutamente, dovrebbero obbligare ad andare in casa famiglia, ma non può. Cioè lui è un bambino, guardate, sentite come parla, lui è un bambino. E l'adulta qua dentro è la Sofia, è vero? Ciao Mi. Sofia, vieni qua Mirella, amore, che andiamo a borsa fuori, ti ho portato tutta la roba, via amore. Guarda la forza che ha Sofia, adesso lo prende il papà. Un attimo. Andiamo. Qui abbiamo un pacco di bollette da pagare. Minimo. Qui hai anche lo sfratto. Sfratto, fino al 17 dicembre devo restare qua. E dopo dove vai? Non lo so, dove vado. Guardate bollette. Guardate bollette. Maurizio mi ha detto che avevano bisogno della spesa e noi gliel'abbiamo portata. Sofia ha detto che sono buoni. Ciao cari amici di Rete Veneta, grazie di cuore, grazie anche per questa piccola bimba che non ha nessuna colpa, però noi dobbiamo essere vicini a questa bambina. Eccoci qua, siamo arrivati a Marcon
dal nostro Leone che ci sta aspettando. Allora, eccoci qua con Alessia e Cristina. Le donne di Casa Leone, giusto Leo? Armando, cosa vorresti dirci? Cosa ci racconti, Armando? Tu avevi una pizzeria, eri un imprenditore? Lavoravo bene, il clientela era contenta, c'è sempre quella che non è contenta, quella che è contenta, però nel mio piccolo non era grande. Cosa è successo? All'improvviso la clientela è mancata? No, più che altro mancata, si lavorava qui 2 giorni alla settimana, ma sono pochi per tirare avanti, pagare tasse, pagare un po' affitti. Mi sono trovato a terra, ho dato le chiavi indietro. A chi è venuta l'idea di chiamare Rete Veneta a te? Da cosa, Armando? Perché io la seguo sempre. Adesso che siete arrivati, diciamo, un sollievo. Questo papà che è venuto in trasmissione, che vi vuole un bene dell'anima, cosa vorresti dire? Che ha avuto un forte coraggio, che è il papà migliore del mondo, perché altri papà secondo me non l'avrebbero fatto. Questo è l'assegno che Rete Veneta consegna ad Armando e a Cristina. Non è tanto, ma è come che fosse una busta paga nei mesi che non ho lavorato, per poter far fronte di pagare perlomeno l'affitto, che tanti pensano non lo vuole pagare, ma è diverso, non posso pagarlo. Chissà che trovare un lavoro, il problema è sempre quello. Ringrazio finora tutti quanti quelli che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando, e degli amici nascosti che non sapevo di avere e che ci stanno dando una mano.